Una buona giornata, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3, in questa giornata ricca di cronaca, ricca di temi come sempre. Ci faremo compagnia fino alle 14:30, parleremo di cronaca, parleremo di politica, ma anche di temi di estrema attualità come il bullismo e la mediazione nelle scuole, perché andremo a vedere il progetto pilota portato avanti dal comune di Mogliano. Prima di iniziare con la cronaca vi ricordo quello che è il quesito che vi sottoponiamo in questa giornata, il sondaggio di quest'oggi, il cui esito come sempre poi vedremo questa sera nel corso della prima serata di Antenna 3 legata alla politica Ring, la trasmissione condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. E oggi vi chiediamo: Zelensky, ha ragione Berlusconi? Fa riferimento naturalmente alla polemica che hanno suscitato le dichiarazioni raccolte dal leader di Forza Italia, che ha detto: io se fossi stato premier non avrei parlato, non avrei incontrato il presidente ucraino. Ha ragione? Era la linea da seguire? Voi cosa ne pensate? Come sempre, per rispondere di sì 0422 1626 691, per dire invece di no 0422 1626 690, in questo caso che siete contrari a quelle che sono state le affermazioni del leader azzurro. E poi questa sera naturalmente come sempre l'esito ve lo sveleremo al termine di una giornata di raccolta dei vostri voti, delle vostre preferenze, delle vostre opinioni. Digitate questi due numeri, come sempre sapete che in caso risultino come occupati il vostro voto viene comunque registrato. Fin qui dunque il sondaggio, poi vedremo anche quelli che sono gli ospiti questa sera di Ferdinando Avarino. Intanto partiamo dalla cronaca, la cronaca che ci arriva dalle strade, in particolare con le immagini di un drammatico incidente che si è verificato a Scorzè nel Veneziano questa mattina, dove c'è stato un violento frontale tra due auto. Erano circa le 6:45, vedete le due vetture in queste immagini fornite dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto insieme all'ambulanza del SUEM 118 e alle forze dell'ordine. Siamo in via Crosarona a Scorzè, appunto, quindi ai confini tra la provincia veneziana e quella trevigiana. Feriti i due conducenti. I vigili del fuoco sono arrivati da Mestre con il personale di prima partenza e l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM che li ha accompagnati in pronto soccorso. Sul posto, come detto, per i rilievi le forze dell'ordine. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le 8 di questa mattina, poi anche con la rimozione dei mezzi e la riapertura al traffico di questa importante direttrice stradale. Vedete le immagini, siamo davvero all'alba di questa mattina. Ora torniamo invece sulla grandissima tragedia che si è verificata a Spresiano. Siamo nel Trevigiano perché è indagata per omicidio stradale Nicole, la mamma del piccolo Edward Bressaglia, il bambino di 4 anni e mezzo che è morto sabato scorso, sabato pomeriggio, lungo la statale Pontebana. Fiori bianchi davanti all'entrata del bar gestito da papà Moreno e da mamma Nicole. Fiori bianchi sul platano dove l'auto della 34enne è andata a schiantarsi sabato pomeriggio. L'omaggio carico di dolore di amici e comunità per la famiglia distrutta dal dolore. Mentre l'inchiesta nel frattempo va avanti. Per la morte di Edward Bressaglia, di appena 4 anni e mezzo, mamma Nicole è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il dramma che si somma al dramma, un atto dovuto, spiegano gli investigatori, per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dalle indagini si dovrà appurare se il piccolo viaggiava regolarmente agganciato con le cinture al seggiolino fissato al sedile. Per gli inquirenti che indagano sul caso, l'auto è sbandata a causa di un colpo di sonno. La giovane madre aveva infatti trascorso tutta la notte al pronto soccorso del Cafoncello. Aveva accompagnato Edward al nosocomio perché faceva fatica a respirare a causa di una bronchite. La tragedia ha colpito gli amici, i clienti e gli esercenti che lavorano nella stessa via del Caffè delle Rose.
Sulla porta d'entrata alcuni di loro, in rispettoso silenzio, hanno deposto dei fiori bianchi, come quelli nel luogo dell'incidente. Stupore e incredulità fra i residenti a Spresiano, dove la coppia è molto conosciuta e stimata. In queste ore terribili, Moreno a Bressaglia è sempre rimasto a Caffoncello accanto alla compagna ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza per assisterla e consolarla. La procura ha stabilito inoltre di non procedere all'autopsia sul corpo del bambino, in attesa dell'addio al piccolo Edward. Fin qui dunque questa dolorosa pagina e l'ennesima vittima giovanissima, in questo caso davvero sulle strade. Invece oggi in Friuli, nel suo paese d'origine, sarà la giornata dell'ultimo saluto al bancario travolto e ucciso una settimana fa all'Arcella a Padova. Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14:30 nel Duomo di Venzone in Friuli il funerale di Fabrizio Coppetti, il 55enne bancario investito a Padova lunedì scorso e morto poche ore dopo in ospedale. L'uomo era stato trovato agonizzante alla rotonda tra via del Plebiscito e via Avanzo. Il presunto investitore Michele Salmasa aveva detto di non essersi accorto di aver colpito una persona, ma di essere sicuro di aver centrato un cartello stradale e di essersi fermato a controllare. Il 58enne aveva detto anche di voler partecipare al funerale di Coppetti, ma alla fine non sarà presente. Il bancario è stato investito mentre stava tornando a casa a piedi, viveva all'Arcella da 16 anni, ma era originario di Gemona del Friuli. Intanto si attendono gli esiti dell'autopsia sul corpo e le analisi delle tracce ematiche ritrovate dalla polizia scientifica sull'auto del presunto pirata. E sul nuovo tratto invece che da Montebelluna porta a Treviso, 3 ragazzini a quanto pare hanno tirato un sasso dal cavalcavia colpendo il parabrezza dell'auto di un automobilista. Per fortuna, ha scritto lui stesso sui social, un punto più resistente anche perché ha preso anche il tergicristallo. Ha postato questo automobilista queste immagini che vedete: se avesse colpito al centro avrebbe sfondato il parabrezza e colpito mia moglie sul lato passeggero. Un allarme lanciato appunto da un conducente che in realtà è residente in Toscana ed è transitato in questo tratto. Il fatto è avvenuto l'altro ieri nel pomeriggio, è stata fatta denuncia alla polizia con la descrizione dei ragazzi che erano a bordo di 3 motorini di piccola cilindrata. Ecco, questo caso che io vi ho voluto sottoporre, poi ci torneremo con i colleghi che sono andati sul posto e che tra non moltissimo si collegheranno con noi proprio da quella zona per fare il punto sulle ricerche di questi ragazzini che si stanno proseguendo. Noi dovremmo, chiedo alla regia se per caso i colleghi di Venezia sono pronti in diretta da Palazzo Balbi, dove è in corso tra l'altro una conferenza stampa che riguarda proprio il tema trasporti. Fatemi sapere se ci sono i colleghi. Vediamo, eccoli qua. Allora io direi di andare subito al Balbi, perché si parla in quel caso di collegamento ferroviario e la collega Ilaria Marchiori è già pronta con un ospite. Buongiorno Ilaria. 1, 2, 3. Vediamo se mi sente. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi sentite sì? Sì, Benissimo. Si è da pochissimo conclusa la conferenza stampa qui a Palazzo Balbi insieme all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, come hai proprio appena anticipato, per annunciare questa importante notizia, ovvero proprio il nuovo servizio ferroviario sulle linee Adria Mestre, Venezia, Rovigo, Chioggia, Rovigo, Verona, gestite da Trenitalia. Siccome l'assessore è dovuta scappare perché aveva, proprio ironia della sorte, un treno da prendere proprio nell'immediato, qui insieme a me c'è l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Allora, una notizia importantissima per il Veneto, soprattutto per i pendolari. Sì, è vero, buongiorno a tutti. Sì, è importante per i pendolari, importante anche per Trenitalia, per la Regione, perché possiamo finalmente allargare il nostro servizio, un servizio che in Veneto ci dà molte soddisfazioni, è migliorato molto negli anni e quindi l'intento, il nostro scopo in questa gara, nell'aver vinto questa gara, è di migliorare il servizio da tutte le parti in Veneto. Questo sarà
veramente la promessa che facciamo a tutti i pendolari e non solo del Veneto. Si prendono questi treni anche molto per turismo e questo ci fa molto piacere perché sempre di più il futuro anche del turismo è attraverso il treno, quindi è una bellissima opportunità per noi. Ecco, ci saranno treni nuovi e poi nello specifico anche la possibilità di trasportare le biciclette. Sì, è verissimo, ci sono innanzitutto già da settembre, quando iniziamo col servizio di Trenitalia, metteremo dei minuetti per dare immediatamente un'immagine differente, un servizio, un comfort differente ai nostri passeggeri, ma poi arriveranno nel 2024 7 nuovi POP e 2 nuovi treni ibridi di Stadler, quindi ecco, decisamente cambia faccia, cambia volto la flotta. Grazie a questo possiamo portare biciclette a bordo, già con i minuetti, quindi già con settembre, e il trasporto intermodale, bici e treno, di nuovo penso che sia il futuro, è decisamente uno dei modi di viaggiare più sostenibili che esistono. È stata una gara complessa. Sì, molto complessa sia per chi l'ha preparata, quindi la Regione, ma anche per noi, e infatti abbiamo dedicato molto sforzo nella preparazione della gara. A me piace dire il lavoro è già quasi per metà fatto, perché partecipare a questa gara è significato prepararsi veramente e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico, e proprio mettendosi nei panni del passeggero per capire cosa doveva migliorare e cambiare in modo molto importante. Quindi questo ci rende ancora più tranquilli e sicuri che a settembre inizieremo bene. Ecco, poco fa con l'assessore De Berti si parlava di disagi che ci sono stati, no? Soprattutto negli ultimi anni. Lei si riferiva a quando è diventata assessore, quando ha preso servizio nel 2015, diceva la situazione era abbastanza disastrata. Ora invece è migliorata, e quello che avete voluto sottolineare ed evidenziare è che non ci sono più pendolari di Serie A e di Serie B. Sì, quello in effetti quando l'assessore è arrivato, citava nel 2015, ha trovato una situazione nel trasporto ferroviario molto da migliorare. La cosa bella e positiva è che nel 2022 ci viene riconosciuta a Trenitalia di essere riuscita a migliorare molto la situazione in Veneto, e questa attenzione non ce lo dice solo la Regione, ma ce lo dicono poi i passeggeri, che sono la cosa più importante per me. Quindi noi abbiamo il 96% dei passeggeri molto soddisfatto del servizio di Trenitalia, che è uno dei valori più alti che abbiamo in Italia, in Veneto. Quindi questo cosa vuol dire? Quindi avere tutti i passeggeri di Serie A, ma molto semplicemente dobbiamo fare la stessa cosa che facciamo in tutto il Veneto anche in queste nuove linee. Ecco, questa è sicuramente la notizia più importante che farà piacere a tutti i pendolari. Ringrazio l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi. Qui da Palazzo Balbi restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie all'amministratore di Trenitalia. Naturalmente più avanti con la nostra diretta, se avremo modo di farvi ascoltare anche la intervista che abbiamo realizzato all'assessore Elisa De Berti, naturalmente ve la proporremo. Adesso torniamo sui vandalismi. Poco fa vi abbiamo fatto vedere le immagini di questo sasso, di questa pietra lanciata sulle auto in corsa. Davvero un gioco molto molto pericoloso, episodi che speravamo di non dovervi riferire più, ma purtroppo ciclicamente tornano di moda, diciamo così, e naturalmente con la massima più ferma condanna di questi comportamenti rischiosissimi. Altro genere di vandalismo, quello che arriva invece da Preganziol, perché in questo caso dei baby vandali hanno lanciato delle uova contro le pareti delle abitazioni, colpendo finestre, condizionatori. I residenti vogliono denunciare. Vediamo. Allora, io ho trovato, oltre alle uova buttate sul balcone, quindi uovo dappertutto, anche nel condizionatore fuori c'è il motore, e la macchina rigata. Non è la prima volta che nel tranquillo quartiere di Preganziol, in via Giorgione, accadono fatti di questo tipo, dove nella notte tra sabato e domenica qualcuno si è divertito a bombardare alcune abitazioni con uova, e in città torna l'allarme baby vandali. Se c'è qualche genitore lì vicino, cioè che c'è qualche genitore sul gruppo Facebook di Preganziol
che appunto tenesse al guinzaglio i propri figli. Nel mirino sono finite una palazzina di via Giorgione e una casa nei paraggi. I residenti hanno scoperto soltanto al loro risveglio la disgustosa sorpresa, quando ormai tuorli e albumi avevano macchiato irreversibilmente i muri e gli infissi. Il sospetto è che a compiere il raid vandalico sia stato un gruppo di giovanissimi. Ritengo che sia solo una cattiva gestione del contesto familiare, per il quale i figli sono lo specchio dei genitori. Sono ragazzi annoiati e che non abbiano altro da fare. Ritengo questo, per cui credo che il problema sia alla fonte, non sia l'atto in sé, la bravata, ma sia qualcosa di più profondo, di più che riguarda proprio la società. Oltre all'amarezza rimane il danno alla facciata delle villette rifatte da poco, scuri in legno rovinati e il condizionatore da sostituire. Siamo andati alla polizia locale, la quale è rimasta un po' interdetta perché voleva convogliarci presso una stazione o dei carabinieri o della polizia. Tra l'altro la mia vicina, posso dirlo, il marito che è nelle forze dell'ordine, e ci ha detto che sarebbe di competenza della polizia di quartiere. Gli abitanti del quartiere hanno intenzione comunque di presentare denuncia. E ora torniamo invece sulla truffa delle criptovalute, il caso dell'NFT di Silea. Sono stati arrestati, ne è giunta notizia qualche giorno dopo l'esecuzione di questo provvedimento, a Dubai, trevigiani Cristian Visentini ed Emanuele Giullini, 2 dei 3 soci della New Financial Technology, che è accusata di aver messo in atto quello che si chiama schema Ponzi, aver cioè fatto investire migliaia di risparmiatori, facendoli inizialmente guadagnare e anche parecchio e poi facendo sparire gli importi depositati. L'accusa naturalmente è quella di truffa aggravata, ma non è per questa vicenda su cui indagano le autorità giudiziarie italiane che Visentini e Giullini sarebbero stati arrestati. Sentiamo. Inchiesta a criptovalute, 2 dei 3 soci della New Financial Technology, trevigiani Cristian Visentini ed Emanuele Giullini, sono stati arrestati a Dubai dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi. Indagati a Treviso per truffa aggravata, i 2 sono stati prelevati dalle loro abitazioni lo scorso giovedì, mentre per oggi era fissata l'udienza di convalida di fronte ai giudici di Dubai. Visentini, Giullini e il loro terzo socio, Mauro Rizzato, di cui per ora non si hanno notizie, sono accusati di aver messo in piedi un raggiro da 260 milioni di euro che ha coinvolto 6.000 investitori italiani. Attraverso decine di agenti, una settantina, risparmiatori di ogni fascia sociale sarebbero stati indotti a impegnare capitali più o meno ingenti nella speculazione legata ai bitcoin, guadagnando interessi da capogiro inizialmente, addirittura il 10% mensile, salvo poi veder sparire i loro soldi. L'arresto di Giullini e Visentino da parte delle autorità giudiziarie di Dubai è senz'altro un'ottima notizia per gli investitori truffati dall'NFT. Ai fini del risarcimento dei danni è fondamentale che ogni investitore sporga in tempi rapidissimi atto di denuncia querela. L'arresto avvenuto a Dubai di 2 dei 3 titolari dell'NFT non sarebbe però stato disposto dall'autorità giudiziaria italiana ma da quella degli Emirati e sarebbe legato non all'inchiesta di Casa Nostra ma ad attività intraprese da Visentini e Giullini nel paese del Medio Oriente, analoghe a quanto risulterebbe ad ora a quelle portate avanti in Italia. Rispetto a queste ultime sono già state depositate centinaia di querele. La finalità della nostra azione giudiziaria collettiva comunque non è soltanto quella di aggredire i patrimoni dell'NFT e dei soci dell'NFT, ma anche e soprattutto quella di aggredire i patrimoni dei singoli agenti e di tutti coloro che hanno materialmente indotto gli investitori ad effettuare versamenti a favore dell'NFT e che quindi li hanno materialmente truffati. Gli agenti dell'NFT dunque sono stati a loro volta denunciati per esercizio abusivo della promozione finanziaria e truffa aggravata e potrebbero essere chiamati a rispondere direttamente degli importi che hanno fatto versare ai loro clienti. Gli avvocati che si occupano di formalizzare le denunce dei truffati intendono avere parte attiva nelle aule di tribunale. Non appena prenderanno avvio i processi penali, ci costituiremo parte civile per conto degli investitori al fine di ottenere il risarcimento dei danni. I legali di Giullini, che stanno appurando in queste ore quali siano le esatte contestazioni dell'autorità degli Emirati, si sono detti convinti di poter fare chiarezza qui in Italia e in caso anche a Dubai. Nel caso di un eventuale incidente o inciampo, concludono, di cui stiamo aspettando il contorno, andremo a prendere le nostre contromisure.
Ed è una frode fiscale quella scoperta dai finanzieri da parte di una società invece di Montecchio Maggiore. Siamo nel Vicentino, le Fiamme Gialle denunciano il titolare e l'amministratore. Montecchio Maggiore. È di €500.000 il valore complessivo della frode fiscale che è stata accertata dalla Guardia Finanze di Vicenza nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di elettrodomestici. Su mandato della Procura della Repubblica di Verona, i finanzieri hanno dato esecuzione al sequestro preventivo e alla confisca di beni per un valore complessivo di oltre €100.000 nei confronti del legale rappresentante dell'amministratore di fatto della società. Le indagini avrebbero accertato un articolato meccanismo contabile che attraverso l'interposizione di società fittizie avrebbe permesso l'evasione dell'IVA dovuta attraverso l'emissione di fatture false per le operazioni inesistenti, la cosiddetta frode a carosello. Duplice il vantaggio che sarebbe stato ottenuto: da una parte quello strettamente fiscale derivato dal credito d'IVA per l'acquisto di beni in regime ordinario e dall'altra un vantaggio economico che consentiva alla società di presentarsi sul mercato con prezzi più competitivi rispetto alle società concorrenti rispettose delle regole sulla concorrenza. Rimaniamo nel Vicentino, anzi nel capoluogo, perché c'è l'episodio di un pregiudicato che è stato arrestato per aver minacciato e aggredito gli agenti con una siringa. Ha estratto una siringa che aveva nascosto nelle pieghe dei vestiti, minacciando gli agenti che lo avevano portato in questura a Vicenza per identificarlo durante un controllo in cui era risultato privo di documenti. Sono riusciti a bloccare l'italiano 56enne grazie all'utilizzo del taser e arrestarlo. Dovrà rispondere dei reati di minaccia e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo era stato accompagnato negli uffici della questura poiché poco prima in via Gorizia, durante il passaggio della pattuglia, senza alcun motivo si era rivolto agli agenti con frasi offensive. Alla richiesta di esibire i documenti di identità aveva rifiutato di collaborare, continuando a insultarli. È stato quindi fatto salire a bordo della volante e accompagnato in questura per l'identificazione. Andiamo a vedere qualche sito di quotidiani. Siamo sul Gazzettino che riporta la bufera sul consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, che in questa foto che lui stesso ha postato sul profilo Facebook del Consiglio regionale si mostra mentre imbraccia un mitra alla fiera di Verona. Noi con la lobby delle armi. Bufera per il post Facebook del consigliere regionale del Veneto Gio Formaggio, lo vedete. Tra l'altro la risposta è arrivata immediatamente perché Andrea Zanoni del Partito Democratico, che è da sempre contro un ambientalista, contro la caccia eccetera, ha detto: lobby dei cacciatori e delle armi dal consigliere regionale Gio Formaggio, ennesima conferma di un'identità della destra che mette i brividi. È ripugnante, dice Zanoni, pensare che il Veneto, oltre alla Repubblica del Prosecco, si stia trasformando anche nella Repubblica delle Armi. Così Zanoni, che è stato naturalmente durissimo. Sono vicino alle associazioni che si stanno battendo contro queste fiere, contro una cultura che trova nella violenza il suo DNA, conclude il consigliere. Quindi sicuramente un caso che è destinato a continuare a far discutere. C'è poi altra questione estremamente dibattuta, la guerra dei test. Parliamo dei tamponi, naturalmente, epoca Covid, virologi che sbattono e ribattono, possiamo dire. Il professor Palù demolisce la tesi di Crisanti, i suoi dati inattendibili, ha detto il presidente dell'AIFA, e quindi su quelli che sono stati i test per verificare la positività al virus continua la diatriba. Gazzettino che riporta anche la notizia di cui vi accennavamo poco fa e su cui torneremo a breve con i nostri colleghi sul posto. Sassi dal cavalcavia della Pedemontana, centrata un'auto, caccia a 3 ragazzini. Siamo nel Monte Bellunese, ai confini con un altro comune, quello di Trevignano. Aeroporto di Trieste pronto al decollo, per l'estate previsti oltre 80 voli a settimana. Ecco le nuove destinazioni. Diciamo che tutti gli aeroporti del nord-est si stanno attivando con nuove rotte in vista dell'estate. Ci sono poi purtroppo le morti di 2 giovani adulti, 49 anni, Massimo, autotrasportatore, siamo tra Conselve e Agna. Da Martellago arriva invece la notizia del malore di una 33enne
una giovane mamma, guardia giurata in un supermercato a Liperlando, quindi sicuramente un volto conosciuto nella zona. Voe Uganeo, urla disperate in azienda, operaio di 50 anni schiacciato da un bobcat. Adesso andremo ad approfondire questa notizia tra pochissimo e poi tutta un'altra serie naturalmente di vicende sul sito del Gazzettino che spazia da Pordenone, Grantorto e Montecchio Maggiore, la notizia della finanza che vi abbiamo dato poco fa. Adesso noi torniamo invece sulla vicenda, la ricorderete, di Meriem. Era scappata per arruolarsi questa ragazza che abitava nel Padovano, la ricorderete, era scappata per arruolarsi nell'ISIS. Ora si teme che la giovane Meriem sia rimasta coinvolta nel terremoto che ha provocato migliaia, decine purtroppo di migliaia di morti tra la Turchia e la Siria. Il terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria provocando più di 35.000 morti riporta a galla nel Padovano la storia della giovane Meriem Rehaili, la studentessa che viveva con la famiglia ad Arzelgrande e che nell'estate del 2015 scappò di casa per arruolarsi nell'ISIS e combattere per la causa del califfato. La ragazza da 5 anni si trova in un campo profughi nel nord-est della Siria, una zona interessata dal terremoto. Il padre Redouane Rehaili al Mattino di Padova ha espresso preoccupazioni per le sorti della figlia che oggi ha 25 anni e 2 bambine piccole. Il timore è che Meriem e le piccole siano rimaste coinvolte nel potente sisma. La famiglia Rehaili da anni vive chiedendo il rimpatrio della ragazza che in Italia è stata condannata a 4 anni di carcere per terrorismo. L'ultimo contatto a novembre del 2020. Meriem si trovava nel campo profughi allestito dopo la ritirata dell'ISIS dalla Siria. La famiglia sostiene che si è pentita e che è pronta a scontare la sua pena. Ora, dopo questa tragedia, il padre fa un nuovo appello per avere notizie della ragazza e perché, se viva, possa tornare a casa. Vi avevo promesso un aggiornamento su questo caso, su questo ennesimo infortunio sul lavoro purtroppo che si è verificato nella nostra regione. Siamo a Vo, le gambe schiacciate da un bobcat, operaio trasportato a Padova in elicottero. L'infortunio è avvenuto nelle prime ore della mattinata in via K. Sheriman a Boccon di Vo. Il ferito non ha però mai perso conoscenza, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della segnalazione è intervenuto lo Spisa, al cui siamo sul sito di Padova oggi, che ci parla appunto di questo operaio di circa 50 anni che ha subito lo schiacciamento degli arti inferiori. Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei colleghi che hanno subito chiamato i soccorritori. Fortunatamente, da quello che leggiamo, non dovrebbe essere, come detto, in pericolo di vita. Certamente si stanno svolgendo tutti i rilievi e gli approfondimenti del caso per capire come sia potuto succedere questo ennesimo infortunio sul lavoro, una piaga purtroppo, lo sappiamo, drammatica per quanto riguarda la nostra regione, come molti altri territori in Italia purtroppo. Sono stati rinviati a giudizio intanto 5 militanti di Casa Pound, autori di vandalismi a Padova. Nell'anniversario della marcia su Roma avevano imbrattato i muri di palazzi storici con scritte fasciste, quindi vediamo se riusciamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Padova con questi militanti a processo. Andranno a processo i 5 militanti padovani di Casa Pound denunciati per apologia di fascismo e danneggiamento aggravato. I 5 attivisti del movimento di estrema destra erano ritenuti responsabili delle scritte inneggianti al ventennio fascista comparse sui muri in alcuni palazzi storici dell'Università di Padova la notte tra il 27 e il 28 ottobre, data dell'anniversario della marcia su Roma delle camicie nere di Mussolini. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiesto per i militanti il rinvio a giudizio. A breve verrà fissata la data per l'udienza preliminare. I militanti, tutti ragazzi poco più che ventenni, avevano imbrattato con la vernice nera non solo la sede di scienze politiche ma anche quella del liceo Nievo, un'azione mirata per esaltare il fascismo colpendo luoghi della cultura frequentati da giovanissimi. Dopo il raid vandalico erano scattate le indagini della Digos che grazie alle telecamere e alle celle telefoniche avevano identificato gli autori. Nelle perquisizioni nelle loro abitazioni e nella sede di Casa Pound a novembre erano stati sequestrati
caschi, mazze da baseball, vernici e vestiti utilizzati durante i danneggiamenti, che avevano lo scopo, secondo la polizia, di alzare la tensione politica in città e provocare lo scontro con i gruppi antagonisti. 2 spaccate invece nel giro di un mese alla pasticceria di via Bembo a Mestre, dove purtroppo continua questa scia di colpi. L'ultima per rubare, pensate, una confezione di Galani, visto il periodo evidentemente, ma provocando qualche migliaio di euro di danni. La titolare è pronta a chiudere l'attività, dice addirittura così non si può lavorare. Cioè ti trovi veramente a lavorare per alla fine pagare i danni. Mi ha detto che sta pensando di chiuderla questa. No, pensavo proprio di cambiare zona completamente, perché non è possibile. Non ce la fa più Sara D'Ambrosi. La seconda spaccata in un mese alla sua pasticceria di via Bembo a Mestre, una mazzata destinata a lasciare il segno, tanto da farle pensare di andarsene. Il presente è fatto di danni da ripagare, il futuro è scandito dall'incertezza di subire un altro raid. Come quello avvenuto all'Epifania, i ladri hanno buttato giù la porta e rubato merce natalizia. O quello di sabato notte. Qui i malviventi prima hanno tentato di sfondare la porta dell'altra volta, poi hanno rotto anche il marmo del pavimento di un'altra vetrina. Qui invece è il punto da cui sono entrati. Esatto, sono entrati, si sono fatti un varco, sono entrati, uno si vede teneva, sono entrati per di là, avrò comunque un danno di 2.000 euro sicuramente, anche di più forse. Questa volta era furtiva, lei diceva. Furtiva un pacco di Galani. Quindi proprio non... di Galani, una presa in giro, sì. A settembre l'allarme sulle spaccate in questa laterale di Corso del Popolo era stato denunciato dal segretario generale della UIL del Veneto, Roberto Toigo. La sede del sindacato aveva subito 4 raid alle macchinette del caffè. E poi hanno fatto la lavanderia, hanno fatto la parrucchiera, poi in Corso del Popolo con il negozio di tessuti, il negozio di cinesi, la tabaccheria, cioè tutti. Anche per gli addetti ai sistemi di sicurezza dei locali, via Bembo è entrata nel novero delle strade in cui fioccano le richieste di intervento. Mestre in particolar modo in questo periodo è abbastanza sotto attacco. Voi vi siete fatti tutto il giro perché qua ci sono state numerose spaccate, avete lavorato anche con gli altri negozi? Assolutamente sì. Sara D'Ambrosi non ha ancora fatto in tempo a presentare a Cafarsetti una prima richiesta di rimborso parziale dei danni. Il provvedimento del comune è recentissimo, che dovrebbe già compilare la seconda. In quest'area di Mestre l'allarme è tale da aver modificato gli orari di apertura del locale. Ho iniziato a chiudere alle 8 di sera, poi piano piano 7:30, 7. Proprio per le frequentazioni? Certo, perché poi il giro di gente poi non è dei migliori. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ritorniamo con altra cronaca tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3. Ora andiamo subito a Padova dalla collega Anna De Roberto, che ci parla di un bar alle porte della città che è alla ricerca di una cameriera part-time. Il titolare Davide Baldin spiega di aver ricevuto finora solo candidature per lavorare in nero, a quanto pare. È così? Anna, a te la linea, buongiorno. Sì, eccoci, buongiorno. Siamo all'interno dell'Intermezzo, è un locale storico di Padova, alle porte proprio del centro. In questa zona qui ci sono dei servizi sanitari, ci sono un sacco di aziende che lavorano e quindi ci sono davvero tanti bar e ristoranti che lavorano soprattutto a pranzo. Pensate, questo locale è aperto dal 1995. Siamo con uno dei 2 titolari, Davide Baldin. Buongiorno. Buongiorno Davide. E siamo qui perché Davide sono mesi che cerca un dipendente offrendo un contratto regolare e non riesce a trovare personale. Davide, tu hai pubblicato un annuncio online, chi ti ha risposto? Beh, online arrivano risposte da ogni genere, dal magazziniere al commesso, alla casalinga che vuole cambiare vita. Online ti mandano di tutto perché c'è questo filtro. Mentre una volta fatta questa esperienza mi sono chiesto che era probabilmente il mio annuncio che non funzionava, perché magari non era fatto specificatamente bene. Quindi sono ritornato a come facevo le ricerche del personale tanti anni fa, con un bel cartello appeso alla cassa
con il passaparola, solo che nel cartello ho scritto 3 cose semplici, perché quando tu fai una comunicazione sei efficace, se dici 2 o 3 cose giuste mirate, non puoi fare un elenco. E abbiamo scritto cerchiamo una cameriera, quindi non un aiuto cucina, non un aiuto banco, non un lavapiatti, non tutte queste figure che sono all'interno della ristorazione. Cerchiamo una cameriera, la cameriera è quella che va al tavolo, gestisce il E offrivi un contratto regolare? Sì, abbiamo scritto che offriamo un contratto regolare perché magari era un elemento di interesse. Invece non lo è stato. Invece ci siamo stupiti perché alcune tra le telefonate abbiamo preso anche un signore che era appena andato in pensione, che aveva sempre fatto questo mestiere e si candidava per 2 o 3 orette di lavoro al giorno, così pagate così, e poi anche altre figure dove chiedevano degli incontri, però una volta capito che il posto era con contratto regolare, tiravano fuori delle storie di bonus, di benefici che hanno presso l'INPS, mi hanno fatto intendere di avere anche reddito cittadinanza, queste cose qua. Queste sono cose della politica, io non le discuto, però non mi sembrava. Però avete toccato con mano gli effetti reali, no? Poi di questo reddito di cittadinanza. Probabilmente sì, abbiamo toccato con mano, ma siamo nel bel paese, non ci stupiamo di niente, perché noi italiani siamo capaci di far tutto nel bene e nel male. Di quanti dipendenti avete in tutto per questa attività? Attualmente abbiamo 4 dipendenti e 2 soci, io e mio fratello. Adesso volevamo, con l'arrivo della bella stagione, amplieremo anche una terrazza qui fuori, quindi abbiamo bisogno di un'altra figura almeno di riferimento. La cosa interessante poi che vi vogliamo raccontare è che quando poi questa notizia si è diffusa, no, di tutte queste candidature per lavorare sostanzialmente in nero, negli ultimi giorni c'è stato un via vai di persone che invece sono arrivate a portare il curriculum. Qual è l'identikit delle persone che si stanno offrendo per lavorare part-time come cameriere? Ma abbiamo visto 2 o 3 persone molto interessanti, 2 ragazze principalmente, appena uscite un anno fa dalla scuola alberghiera, che hanno già fatto un'esperienza in un altro locale, però non si trovano bene e quindi stanno cercando un posto migliore, perché i rapporti che ci sono tra personale e datori di lavoro, specialmente in questo settore, sono sempre stretti, devi andare subito in empatia per avere anche un turno morbido, tranquillo. E queste 2 ragazze mi hanno ben impressionato, e poi sono arrivati dei giovani maschi volenterosi, ma arrivano da tutt'altri mestieri. Uno faceva lo steward di terra, la signora di ieri lavorava alla Sagra, un altro signore gestiva una pizzeria per asporto. Sono tutte figure che sono all'interno della ristorazione, ma non sono quelle che sto cercando io. La carenza di dipendenti in questo settore è un problema reale? La crisi di dipendenti non ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno tutti i colleghi nostri a Padova, ce l'ha il fornaio, ce l'ha l'idraulico, ce l'ha l'elettricista, siamo tutti messi un po' così. I giovani purtroppo fanno fatica a prendersi lavori anche pesanti, anche così strani, un po'. È sempre un lavoro a contatto con il pubblico, quindi devi sempre sforzarti, devi essere sempre di buon umore, ed è un lavoro che farebbe molto bene ai giovani. Il confronto con i clienti, il servizio, perché noi vendiamo un prodotto, ma prima del prodotto vendiamo un servizio. Chi va al ristorante va per stare bene, per essere coccolato un po' meglio di casa, per avere quella ricetta che a casa non si fa, e via discorrendo. Siamo anche il tessuto proprio della città, perché quando noi andiamo a visitare una città, chi viene a visitare Padova, quando scende e lascia la macchina alla fiera, non va a mangiare alla grande distribuzione o ai centri commerciali, cerca il posto un po' piccolo, curato, magari gestito dalla famiglia,
dove mangiare, la peculiarità della zona. Infatti siamo proprio nei pressi della Fiera di Padova, tra l'altro voi siete proprio coloro che hanno pagato di più il prezzo del Covid, perché qui ci sono un sacco di uffici, un sacco di luoghi di lavoro e in lockdown e con lo smart working avete sofferto molto. Grazie Davide per questo racconto, che un po' è il racconto di tante altre situazioni qui comuni a Padova, dove davvero si continua a fare fatica a trovare dipendenti. Da Padova è tutto. Grazie Anna, grazie al tuo ospite. Un tema, questo della mancanza di personale, che davvero interessa tutti i settori. I primi tra tutti lo abbiamo visto proprio bar e ristoranti. Rimaniamo a Padova per parlare di formazione di nuovi medici. Non ci saranno tagli ai corsi di laurea in medicina. La rassicurazione in queste ore è arrivata direttamente dal ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che era proprio in città. Non abbiamo tagliato nulla, sono numeri provvisori ed è esattamente contro questo metodo che noi abbiamo aperto un tavolo, metodo che non condividiamo, e che abbiamo aperto un tavolo per allargare l'accesso in maniera programmata e sostenibile alla facoltà di medicina. Questo riguarda i numeri provvisori, questi numeri che avete visto riguardano il vecchio sistema. Da adesso in poi, da aprile in poi, noi vogliamo che le cose cambino e i numeri aumentino. I tagli al numero di iscritti alla laurea di medicina non ci saranno, c'è stato un errore di comunicazione. Quelle divulgate dal decreto del Ministero sono cifre provvisorie. Il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Padova ha cercato di fare chiarezza sui posti di medicina assegnati all'Ateneo Patavino. 643, ovvero 56 matricolati in meno rispetto all'anno precedente, una notizia che aveva fatto tremare, visto che da sempre il presidente della regione Veneto Luca Zaia si batte per eliminare il numero chiuso a medicina. Al lavoro c'è una commissione che entro aprile darà comunicazioni importanti proprio per allargare la platea degli studenti, ha spiegato Bernini, che ha illustrato la strada che il Ministero vuole intraprendere per l'eliminazione del numero chiuso. Il numero chiuso, gliel'ho detto, lo dobbiamo eliminare in maniera ragionevole, anche perché vuol dire che quelli che formeremo adesso diventeranno medici tra 6, 7, 8, 9, 10 anni, quindi se noi li eliminiamo dicendo arriveranno medici domani mattina negli ospedali e nelle ASL, siamo intellettualmente disonesti, diciamo una bugia. Quindi li dobbiamo formare sulla base dei fabbisogni di oggi, ma anche di quelli di domani, che non sono necessariamente quelli di oggi. Ai numeri di posti provvisoriamente assegnati alla laurea di medicina di Padova mancano infatti quelli del corso di medicina e chirurgia in lingua inglese chiesti ancora dall'ex rettore Rosario Rizzuto. I test d'ammissione verranno fatti 2 volte l'anno, quindi era necessario per la prima volta anticipare i numeri. I numeri reali verranno divulgati ad aprile. Questi gli auspici del preside della Scuola di Medicina di Padova. Se i numeri che stanno circolando sono veri, ci avvicineremo molto al bisogno regionale che Regione Veneto ha già espresso, che è di 900 studenti da arruolare a medicina e chirurgia. Questo significa che nel giro di qualche anno noi andiamo abbastanza a coprire i bisogni e a garantire quelli che saranno, ripeto, le necessità dei territori. Abbiamo parlato poco fa di infrastrutture ferroviarie e di prospettive infrastrutturali a nord-est. Si è discusso nell'ampio ragionamento stimolato da Confindustria Belluno Dolomiti a Villa Doglioni dal MAS, che ha ospitato il convegno Grandi Eventi e Sviluppo a Nord-Est, apertura e chiusura col botto, con le stoccate dei 2 massimi rappresentanti delle imprese bellunesi e venete, Lorraine Berton ed Enrico Carraro. Ho parlato oggi delle 2V e delle 2O, 2V Vaia Vajont, le 2O Olimpiadi 56-2026. Ecco, questa è una provincia che non può più vivere o sopravvivere alle disgrazie o ai grandi eventi. 2V e 2O. La fondo di Lorraine Berton arriva all'apertura del convegno Grandi Eventi e Sviluppo a Nord-Est, organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti per ragionare sulle prospettive infrastrutturali inesistenti al momento in montagna. Senza infrastrutture materiali e immateriali la montagna rischia di morire, afferma Berton,
Lemberton, che rilancia la necessità di uno sbocco a nord, che chiede alle istituzioni di prendersi cura del territorio sempre, non solo nell'emergenza e nell'eccezionalità. Abbiamo bisogno di più, di investire nella quotidianità, perché se così fosse stato a caso non avremmo bisogno degli eventi. Benvengano, ma sarebbero un più, non una necessità. Di lavorare con serietà e senso delle necessità parla anche il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, a cui non sono andate giù per niente le affermazioni della ministra Daniela Santanchè sull'opportunità di riaprire l'aeroporto di Fiamme a Cortina. Tantissimo, perché è fatta da estemporanea, probabilmente un giorno ci verrà, ma ci vogliono delle priorità e oggi secondo me non è la prima priorità. E le priorità per la montagna bellunese sono le infrastrutture viarie. Le Olimpiadi sono un'opportunità, ma il tempo scorre, i giochi sono un mezzo e non un fine, incalza Loren Berton. Le risponde Elisabetta Pellegrini, responsabile della struttura tecnica di missione governativa. La prospettiva è che sicuramente quelle che erano programmate per il 21 saranno completate, perché quelle sono già andate in gara e quindi adesso aspettiamo l'aggiudicazione. Sono le 3 varianti di Tai, San Vito e Valle. Per le varianti di Longarone e Cortina i tempi andranno oltre le Olimpiadi. Pellegrini ha parlato del 2028 e ha invitato tutti a seguire l'avanzamento dei lavori consultando il sito simico.it, che elenca opere da attuare, indifferibili e essenziali. Attenzione anche alla mobilità ferroviaria. Quando vado a Roma faccio sempre un passaggio da Rete Ferroviaria Italiana per sollecitare affinché, ma non solo il bellunese, cioè tutta l'infrastruttura ferroviaria deve essere mantenuta e sottoposta alle corrette manutenzioni. Io confido insomma che anche su questo riusciremo ad alzare un po' l'attenzione. E tra poco dovremo essere in grado anche di proporvi gli aggiornamenti che ha dato oggi l'assessore De Berti, vicepresidente della Regione, sulle infrastrutture ferroviarie che riguardano l'area più a sud del Veneto, tra Rovigo, il Veronese e il Veneziano. Ora apriamo invece una parentesi che ci porta ben più lontano, in Sud America, perché è rientrato da poco dal suo viaggio nelle missioni del Sud America il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che ha accompagnato l'ex parroco di Olmi di San Biagio, Donè di Savietto, proprio in Amazzonia, dove ha preso servizio in una missione, e altri missionari laici. Hanno realizzato questa intervista per noi i colleghi Marta Marangon e Nicola Marcato, e chiedo alla regia di farci ascoltare le parole di Monsignor Tomasi. Vescovo Tomasi, un viaggio questo che avete concluso da poco nelle missioni del Sud America. Qual è, diciamo, il messaggio che voi riportate a Treviso? Beh, i messaggi sono tanti, anche perché le realtà in cui i nostri missionari e le nostre missionarie operano sono molteplici. Si va, a parte il Chad in Africa, dove sono stato prima del Covid, adesso sono riuscito ad andare in Brasile e in Paraguay. C'è tutto un continente in mezzo, ci sono tante esperienze. In Brasile iniziamo una nuova missione al confine col Venezuela, assieme con la diocesi di Padova e di Vicenza, preti e laici insieme, è una novità grande. In Paraguay si continua l'esperienza dei 2 sacerdoti e delle 2 cooperatrici pastorali, anche qui un modo nuovo di fare missione, la collaborazione tra le chiese che si intendono come chiese sorelle. Noi andiamo a dare il nostro contributo alla vita di queste comunità cristiane, noi andiamo lì per imparare come comunità cristiane, anche in situazioni molto difficili, vivono la loro fede e sono testimoni di speranza per questo tempo. Ecco, che situazione ha trovato in Brasile e in Paraguay? Beh, in Brasile siamo in una parrocchia nuova al confine con il Venezuela. Questo significa in un posto dove sono transitati milioni di profughi venezuelani che in maniera molto attenta, molto ordinata sono stati accolti con intelligenza e anche con grande umanità dal Brasile. Ma la condizione è un territorio di transito dove ci sono le popolazioni brasiliane, ci sono gli indigeni che sono lì, siamo nel cuore dell'Amazzonia, e ci sono molti cittadini e cittadine venezuelani che
hanno occupato delle terre, si sono fermati lì e tentano di costruirsi un futuro. Quindi situazioni di difficoltà, di crisi, e in questo proprio di grande umanità. Ho visto i nostri sacerdoti, Don Andy Savietto, Don Mattia dalla diocesi di Padova, Cristina e Giorgio, questi due laici che lavorano lì con loro, accolti con una grande umanità, una grande freschezza, una grande gratitudine. Lì si vede come nel poco la parola del Vangelo forse risuona più forte, più chiara, più netta. In Paraguay sono situazioni differenti, anche lì è una zona difficile, è nel sud del Paraguay dove le strade sono piste di sabbia e dove in un territorio prevalentemente agricolo non piove da 3 anni. E quindi una situazione di siccità molto, molto grave che mette a dura prova le popolazioni. E anche lì c'è il grande impegno soprattutto delle donne, e in questo le nostre cooperatrici aiutano tantissimo, delle donne a tenere insieme la comunità, a fare in modo che le comunità si aiutino, possano vivere con gioia la loro fede e con solidarietà le prospettive di speranza. Ecco, ha toccato 3 temi davvero di grandissima attualità, no? Soprattutto per quelle zone, ma poi per l'intero pianeta, che sono quello dei profughi, quello della povertà e quello dei mutamenti climatici che proprio in quelle terre si stanno davvero toccando con mano. Sì, e considerandoli assieme si capisce quanto profondo, quanto attuale, quanto necessario sia l'appello che ci fa Papa Francesco a vedere che tutto è interconnesso e a vedere che il grido della terra e il grido dei poveri non sono 2 cose differenti. Pensare alle cose climatiche non è pensare a un lusso e pensare alla povertà non è qualcosa che non ci riguardi. Sono situazioni molto lontane tra di loro nei chilometri, ma molto vicine anche perché sono legate dallo stesso sistema economico, politico, mondiale che lega le situazioni le une alle altre. E allora quello che possiamo vedere non tanto di fare in questi luoghi, in queste popolazioni lontane, è più invece quello che possiamo imparare. E possiamo imparare a vedere che le questioni della vita concreta toccano la radice della fede, ma soprattutto che come popolazioni, come istituzioni, come cittadini dobbiamo veramente metterci insieme e pensare in grande, pensare grande quanto il mondo e poi a operare lì dove viviamo, nelle nostre comunità, nei nostri paesi. Ecco, i nostri missionari lì e le popolazioni del posto le hanno affidato un messaggio da portare a noi, da portare al mondo occidentale. Ma loro vogliono semplicemente poter sviluppare la loro vita, crescere in un'armonia, in una condizione di vita dove possono anche vivere pienamente il loro essere umani. Il messaggio che porto più forte da loro è quello che abbiamo bisogno noi di riscoprire come loro le ragioni di una immediata fraternità. I rapporti sono forse più semplici, sono più immediati, c'è quell'accoglienza senza fatica e senza troppi pregiudizi che forse c'era anche da noi quando eravamo un po' meno ricchi ma un po' più in relazione tra di noi. E un altro messaggio che ci danno è quello di continuare a coltivare la speranza e fare in modo che almeno la Chiesa, ma tutta la società sia partecipata. Si vede quanto si fa entrare persone nella vita della comunità, si fanno rifiorire le famiglie, gli individui, i giovani. Se si esclude qualcuno, deperisce tutta la comunità. Ecco, il messaggio che porto è quello di una maggiore freschezza della fede, della capacità ancora di gioire, di fare festa insieme, di condividere quello che c'è e la voglia di dire nessuno resti escluso. E che noi forse abbiamo un po' perduto anche, no? Lo abbiamo perduto e rischiamo di perderlo sempre di più. Pensiamo di potersela cavare da soli alla fin fine. Pensiamo che nascondendoci dietro lo schermo del telefonino, del computer, riusciamo ad avere risposta a tutte le nostre domande. La domanda di senso, di profondità, di vita l'abbiamo soltanto se ci incontriamo tra di noi, abbattiamo i pregiudizi e ci ascoltiamo veramente.
No, scolastica. Eccoci qua di nuovo in diretta. Così allora, Monsignor Tomasi, ci viene in mente che oggi è un'altra festa, quella di San Valentino, e volevo mostrarvi, perché vedo che è molto cliccata, questa foto che ha postato la Guardia di Finanza in uno dei cuori rossi della città, no? Queste installazioni luminose, visto evidentemente il successo di quella che c'era ai Buranelli a Treviso città, l'amministrazione dopo Natale ha voluto continuare con questa tendenza, visto che questi sono scenari appunto ideali per farsi una foto, un selfie, ed ecco qua addirittura la macchina della Guardia di Finanza. Mi piaceva perché insomma non ce lo si aspetta magari dalla Guardia di Finanza, invece è piaciuto. Allora oggi San Valentino, io saluto gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio, che in realtà con San Valentino non c'entrano, però noi adesso con una domanda gliela facciamo lo stesso, perché qui abbiamo due candidati a sindaco della città di Treviso. Vado in ordine alfabetico così non faccio torto a nessuno. Maurizio Mestriner, buongiorno, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ben arrivato. Grazie. E benvenuto. E Nicolò Rocco, invece candidato del Terzo Polo, quindi Azione Italia Viva, ben ritrovato. E vi chiediamo subito se avete già fatto il regalo di San Valentino. Rocco? Sì, però è una sorpresa e questa sera ho la fortuna di essere a cena con diciamo, la mia compagna. Anche se mi ammazzerà, la ringrazio, perché insomma è un periodo in cui non è proprio facilissimo stare vicini a un partner che è impegnato, sia esso uomo sia esso donna, però le persone che si impegnano per la cosa pubblica molto sì, spesso sacrificano un po' fanno del dei proprio, sacrifici, no? quindi anche un ringraziamento. Benissimo. E Mestrineri invece? Siamo curiosi. Io faccio gli auguri a tutti gli innamorati. Buon San Valentino, io festeggerò magari domani sera invece. Molto bene, non vogliamo essere indiscreti, molto bene, grazie a tutti e due. Tra l'altro è da noi che è strettamente la festa degli innamorati, no? Negli Stati Uniti è la festa dell'amore in generale, per cui mamme, fratelli, insomma amici, c'è un po' di tutto. Allora oggi sono contenta di avervi qui. Intanto abbiamo due candidati a sindaco, uno di fronte all'altro. Sono attualmente 4, no? Gli sfidanti in corsa formalizzati, perché il Popolo della Famiglia ha annunciato un proprio candidato, ma ancora non abbiamo un nome. Non so se voi abbiate delle indiscrezioni in questo senso. No. Gli altri due naturalmente sono Mario Conte, il sindaco uscente, e Giorgio Denardi, candidato diciamo del centro-sinistra. Oggi proprio Nicolò Rocco a tutti gli sfidanti in corsa ha inviato una lettera che a questo punto, avendoti qui Nicolò, ti chiediamo di spiegarci di cosa si tratta. Allora, io sono rimasto particolarmente colpito dal dato dell'affluenza di ieri in Lombardia e Lazio. Ora, sappiamo che di fronte a un calo di affluenza ci possono essere vari fattori e che ci sono anche teorici che dicono che sono le democrazie mature quelle in cui l'elettore comunque, tra virgolette, partecipa poco perché ha talmente fiducia nel sistema che chiunque vinca non cambia. Io penso invece che nella nostra tradizione, quella italiana, la partecipazione sia un enorme valore aggiunto, e quindi di fronte a più della metà degli elettori che non si presentano a votare il proprio presidente di regione, credo che anche noi che saremo chiamati a fare una campagna elettorale per il sindaco dobbiamo interrogarci sul senso della nostra missione, della nostra candidatura. Allora, quello che a me piacerebbe è chiamare insomma gli altri candidati che non sono dei nemici, anche avversari non mi piace molto come termine, ma sono persone che condividono un'idea di città e possono essere anche idee diverse, però condivideranno una sfida elettorale. Ecco, allora tutto quello che noi possiamo fare, che sia fare tanti dibattiti, che sia presentarci agli elettori in maniera diversa, secondo me va fatto. E in questo appello quello che voglio dire è: se vedrò che ci saranno delle proposte da parte degli altri candidati, vedo qui insomma il candidato Maurizio Mestrinelli di 5 Stelle ha una proposta sulle comunità energetiche che mi interessa e che condivido, quindi se ci saranno delle proposte condivisibili credo che il nostro sforzo sia quello di dire questa è una proposta per la città. Se ci saranno proposte non condivisibili credo che il significato di una politica fatta in maniera diversa sia dire non sono d'accordo, non perché lo dici tu, non perché lo dice la tua parte politica, ma sempre argomentare e magari fare delle proposte per rilanciare, fare le cose in maniera migliore. Ecco perché secondo lei, secondo te, adesso mi sono sbagliata te e lei, ma insomma ci conosciamo da tanto tempo, cos'è respingente? Cioè cos'è che magari fa passare la voglia di andare a votare?
Secondo me la politica urlata ha un po' fallito. Poi si può fare un'analisi del voto su quello che è successo ieri. Io credo che ci sia ancora una luna di miele che riguarda il centrodestra, credo che probabilmente gli altri schieramenti siano ancora in cerca di un'identità, però sicuramente una politica urlata, una politica che pensa di risolvere i problemi accusando l'avversario di essere incapace, poi quando si candida a governare si rende conto che in realtà i problemi sono molto complessi. Quindi partire dall'idea che i problemi siano complessi porta anche noi ad avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli altri, e sono convinto che possa nascere un segnale dalla nostra città. Allora, questa lettera comincia proprio con caro Mario, caro Giorgio, caro Maurizio. Sentiamo quale può essere la risposta. Condivide quello che dice Rocco? Sì, condivido la lettera e la accolgo, e ci mancherebbe, lo scontro sarà politico e non certo personale. E secondo me la disaffezione invece, più che per la politica urlata, è una questione di allontanamento delle fasce più deboli della società dal sentirsi inglobate appunto nella società stessa. E l'affluenza al voto che abbiamo riscontrato in questi giorni è veramente preoccupante. Io mi auguro che a livello nazionale ci possa essere una svolta per portare il voto elettronico, nuovi sistemi di coinvolgimento più semplice della popolazione al voto, e poi senza dubbio i programmi che stimolino e arrivino alle persone. Certamente, per cui dice queste possono essere le ricette per riportare le persone a votare. Chi è secondo lei che non va a votare? Perché di solito si dicono i giovani. Ecco, tra giovani, fasce deboli, secondo me quella è l'ambito che è maggiormente colpito dall'astensionismo, perché i centri di potere e le lobby comunque si muovono e vanno a votare, e poi ci ritroviamo ad avere elezioni che sono decise da una stretta minoranza della popolazione. Certamente, poi è chiaro che ci sono dinamiche differenti tra delle consultazioni regionali, delle consultazioni amministrative. In genere nei comuni vediamo che c'è un pochino di più attaccamento, anche se sono drammaticamente calati i numeri anche alle comunali. Visto che stiamo parlando di elezioni, vi chiedo un commento per quanto riguarda l'esito di queste regionali, perché abbiamo visto risalire la Lega, appunto torniamo sul sito del Corriere della Sera, un balzo addirittura di Fratelli d'Italia nel Lazio ha portato a casa di fatto un voto su 3, il Partito Democratico ha tenuto, ma in realtà nelle regioni in cui ha i suoi esponenti più di punta, vediamo dalla geografia che in grafica riporta il sito del Corriere della Sera, male a quanto pare il Movimento 5 Stelle, magari da qua partiamo, Mestriner. Ecco, dispiace che appunto continuiamo ad avere questa differenza tra il riscontro alle politiche nazionali e poi invece via via andando alle regionali e alle comunali i voti purtroppo cambiano. E quello che vedo è che quando siamo in alleanza puntualmente paghiamo, mentre quando andiamo da soli sentiamo meno il colpo. E quindi a Treviso cercheremo appunto di ribaltare questa situazione. È una questione secondo lei di alleanze o per quanto riguarda le regionali magari di scelte di uomini? Perché poi giustamente i temi nazionali abbiamo visto tenere come alle ultime politiche il Movimento 5 Stelle, ha fatto un risultato che forse neanche ci si aspettava. È la vicinanza al territorio e ai centri, ripeto, ai centri di potere, e questo noi la paghiamo. Ecco Rocco, invece per voi era un test importante perché l'exploit anche voi l'avete fatto alle politiche e poi declinarlo nel territorio, e questo sicuramente è il suo pensiero anche in vista delle amministrative, non è semplice. Sì, il terzo polo chiaramente è un progetto nuovo, un progetto giovane, è comunque un simbolo che è nato un po'
in corsa a un mese dalle elezioni, e quindi sicuramente le regionali, che sono delle elezioni molto difficili, erano delle elezioni di, chiamiamolo così, consolidamento e costruzione di un progetto politico. Non sono andate benissimo oggettivamente, però io sono convinto che quando un progetto politico ha un orizzonte di lungo periodo, deve anche avere la capacità di affrontare con coraggio le elezioni. Si può prendere il 3%, si può prendere il 10%, si può prendere il 15%. Prima è stata citata la Lega, ha sempre avuto una forte identità, è andata avanti per la sua strada, ha fatto dei risultati più alti, più bassi, ma la vera scommessa che ha vinto, secondo me, è stata quella di costruire una classe dirigente. Allora, il terzo polo, secondo me, per quanto in un paese in qualche modo che forse nella testa è ancora bipolare, o alterna momenti in cui si sente più bipolare, dei momenti in cui si sente un po' più proporzionale, però per quanto possa aver in qualche modo identificato la volontà di fare una politica lontano dai poli, ha bisogno di costruire una classe dirigente sul territorio. Io incontro tutti i giorni tante categorie economiche che anche magari in vista delle scorse politiche hanno votato terzo polo, e quello che dicono è c'è bisogno di costruire dei riferimenti territoriali. Le amministrative sono fondamentali per costruire dei riferimenti territoriali, quindi comunque vada, io vorrei che le amministrative a Treviso, per quanto riguarda la mia squadra, fossero delle amministrative di costruzione di un'idea di città, di costruzione di una, chiamiamola così, classe dirigente di persone che hanno voglia di impegnarsi della cosa pubblica. Per cui, al di là della valutazione sulle alchimie elettorali, le coalizioni, la lista in più, la lista in meno, io vorrei fare 3 mesi in cui la domanda sia cosa pensi di fare a Sant'Antonino e la risposta sia rispondere a un bisogno dei cittadini. Secondo me così si riavvicinano le persone, secondo me così si costruisce una classe dirigente fatta di persone che facciano formazione politica, ma poi la formazione la facciano anche nel rapporto con le persone tutto il giorno, e soprattutto così sia utile alla società. I partiti devono esistere nel momento in cui sono utili alla società, se no sono esercizio di alchimie o di altre cose strane. Avete qualche aggiornamento dai vostri vertici sulla data delle elezioni? Io ho sentito la data del 7 maggio, che è molto vicina. Non può essere il 14 perché c'è la dunata, e quindi giustamente c'è da rispettare un impegno. Credo che se non sarà il 7, non sarà il 14, probabilmente si andrà verso il 21 maggio. Il 21. Sì, presumo, sì, faccio la stessa considerazione di Rocco. Al momento è solo passata sui giornali e siamo in attesa della data definita dalle prefetture. Sì, che poi non manca tantissimo a dire la verità, ci piacerebbe avere questa data. Finalmente si vota anche in un periodo normale, tra virgolette, no? Non si vota a giugno inoltrato come è capitato, non si vota a settembre, si vota in un periodo in cui l'affluenza dovrebbe essere favorita in questo senso. Allora, a proposito di partiti sul territorio, di forze sul territorio e di movimenti che si stanno in qualche modo riassestando, chiederei alla regia di mostrarci l'estratto dalla trasmissione Ring di ieri sera, in cui era ospite Dimitri Coin, fresco di rielezione, possiamo dire, visto che era l'ultimo segretario eletto, a segretario provinciale della Lega. Coin, al nostro Ferdinando Avarino, ha dato la sua lettura, diciamo, di quelle che sono le proporzioni di forza all'interno del partito, parliamo, perché poi non hanno vinto diciamo, quelli che protestano, quelli che si sono sonoramente fatti sentire anche rischiando provvedimenti con il capitano Salvini. Ha vinto tutto sommato diciamo, un salviniano che ultimamente tanto salviniano poi non era. Proviamo a sentire. C'era una parte che comunque aveva delle posizioni che non sono tutt'altro che nascoste, quella dell'europarlamentare Darè, che è una posizione critica rispetto a determinate scelte o posizioni che sono state assunte a livello nazionale e che rappresenta comunque il 25%, perché di fatto anche meno del 25%, per 250, no, poco più del 25% dei votanti, e un'altra che è la differenza, quindi il 75% meno, che comunque riconosce il lavoro buono che è stato fatto. Lei la legge diversamente, certo, da quello che fa Barbisani, che però è certo. Ma la lettura cioè, è quella. Gli altri cosa dicono? Gli altri due sono 293 più 250.
Ma non è così. E invece Coin è 306, invece lei dice l'ala che sta con Salvini è maggioritaria rispetto a chi... Ma non è l'area che sta con Salvini, è l'area che sta con la Lega. Perché all'interno della Lega una certa dialettica, ricordo ancora i tempi di Bossi, c'è sempre stata. Però non sui giornali così tanto, dai, no, perché Bossi era un po' più rigido di quello che magari è stato Salvini. Con Bossi nessuno si pensava di dire mezza parola. Ma io ricordo anche Toni Darè, segretario provinciale di Lega Nord, che magari mandava i telegrammi per comunicare a qualche indisciplinato che era stato espulso. Quindi non è che sto raccontando cose che non conosciamo o che non ci ricordiamo. Quindi sì, il segretario federale è Matteo Salvini e sarà tale fino a che non si arriverà ad un congresso dove sinceramente io penso venga riconfermato. Sì, vero. Aspetti che adesso ne parliamo, però è interessante perché diciamo, il Toni Darè, segretario di se stesso, si sarebbe espulso. Non avrebbe consentito, avrebbe fermato prima, non ci sarebbero state le esternazioni che sono state fatte sui giornali, perché poi vanno capite anche queste esternazioni. Cioè se tu non puoi confrontarti all'interno, ecco che magari sbotti. Così dunque Coin. Allora un commento da entrambi su questa rielezione e su quello che può presupporre anche. Coin prende in mano la Lega provinciale proprio da dove aveva smesso, cioè la campagna elettorale per Treviso. Sì, io sono sempre molto rispettoso delle dinamiche interne degli altri partiti e anzi penso che la democrazia interna a un partito, la vivacità interna a un partito sia un valore aggiunto per tutta la società, perché è da lì che parte la voglia di essere parte, di partecipare. Penso che la Lega dimostri che comunque nel momento in cui si ha un'idea e si ha radicamento possono esserci fasi migliori, fasi peggiori, però si porta avanti quell'idea e mi piacerebbe che anche il terzo polo avesse il coraggio di fare così, cioè si ha un'idea di fare politica in maniera diversa, possono esserci delle elezioni che vanno bene o meno bene, però si continua su quella linea politica. Tra l'altro effettivamente insomma Dimitri Coin fu uno dei primi a spingere sulla candidatura di Mario Conte, per cui sì, insomma abbiamo come avversari una bella gatta da pelare, nel senso che sicuramente ci sarà un asse. Ecco, questo non cambia niente, i voti che gli altri candidati sindaci, parlo per me, i voti che cercherò di prendere non sono legati a strategie politiche, ma sono andiamo a parlare con le persone che hanno idea di costruire Treviso in maniera diversa. Sicuro diciamo che il congresso, l'avvicinamento a questo congresso e la celebrazione del congresso non è stato cosa semplice, nel senso è stato un passaggio difficile, faticoso anche per la Lega. Mestrinere, poi vedo che abbiamo già dei colleghi pronti per un collegamento. Beh, anche da parte mia faccio gli auguri a Dimitri Coin e gli auguro un buon lavoro. A mio avviso hanno delle belle beghe interne da risolvere, ma non è questo un problema nostro del movimento. Noi piuttosto ci focalizziamo su far partire gruppi territoriali a breve e finalmente avere anche dei referenti provinciali. È questione di qualche mese e speriamo di fare questo step per migliorare la nostra attività sui territori. Benissimo, adesso apriamo una parentesi sulla sicurezza, in particolare in strada, perché c'è stato un episodio inquietante a Montebelluna. Vedo collegata Marta Marangon con il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, perché dei ragazzini a quanto pare hanno lanciato delle pietre e dei sassi su un'auto in corsa in un nuovo tratto che riguarda anche la Pedemontana. Marta, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 che ci stanno seguendo da casa. Sì, come dicevi è un episodio veramente preoccupante, quello che è accaduto in località Zapparea, ai confini tra Montebelluna e Trevignano. Alcuni ragazzini, 3 sembra, arrivati sul posto con dei motorini, hanno lanciato dei sassi da un cavalcavia sulle auto in corsa, in transito, sulla sottostante Pedemontana, e uno di questi
questi sassi ha centrato la vettura di un automobilista della Toscana che si trovava appunto a transitare sulla Pedemontana in compagnia della moglie. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, quindi non ci sono stati feriti, l'uomo è riuscito a tenere l'auto in strada, il parabrezza non si è rotto, ma immediatamente l'uomo ha lanciato l'allarme sia avvisando le forze dell'ordine che attraverso i social. Un episodio che preoccupa molto, anche perché Sindaco Bordin ce lo confermerà ora, in quella zona ci sono state diverse segnalazioni in queste ultime settimane di anche episodi vandalici da parte di gruppi di ragazzini. Sindaco, cosa sta succedendo? Guardi, io intanto voglio esprimere la mia solidarietà nei confronti dell'automobilista e della moglie, e voglio anche ringraziarlo pubblicamente perché ha avuto la prontezza dei riflessi di non farsi del male preso dallo spavento, ma riuscire anche a dare delle informazioni preziose alle autorità che sono intervenute subito. Quindi il ringraziamento intanto va all'automobilista e anche alla polizia stradale che è prontamente intervenuta. Stiamo lavorando anche con il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, proprio per capire cosa sta accadendo in questa zona. Io ho già contattato stamattina il comandante della stazione dei Carabinieri, oggi pomeriggio contatterò anche il comandante della compagnia con i quali comunque siamo in stretto contatto proprio per vedere se è possibile effettuare altri ulteriori passaggi. Mi preme sottolineare che i Carabinieri già fanno veramente un sacco di giri su tutto il territorio. Io mi auguro che queste persone, questi deficienti, perché questo è il loro nome, vengano al più presto individuati e anche puniti in modo esemplare, perché credo che il fatto si commenti da solo. È una faccenda gravissima che grazie a Dio non ha avuto conseguenze peggiori, ma non deve assolutamente ricapitare. Fatemi fare semplicemente un appello che ho già fatto anche sui giornali. Serve il supporto delle famiglie. L'educazione e il rispetto del prossimo non deve essere materia di competenza solo delle istituzioni, del sindaco, dei carabinieri, degli assessori e dei consiglieri comunali. Da ultimo mi preme sottolineare come questi giovani siano la minoranza dei giovani, la stragrande maggioranza dei giovani, e lo dimostrano anche le attività qui a Montebelluna, hanno solo da insegnare per primo di tutti al sottoscritto. Quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, ma abbiamo il dovere civico e morale di porci dei problemi e di trovare delle soluzioni che spesso non si trovano a livello comunale, visto che mi sembra che purtroppo la situazione sia generalizzata in tutta Italia. Ecco, Sindaco, lei lancia nello specifico un appello anche molto accorato alle famiglie, perché l'educazione insomma non può competere solo alla scuola o alle istituzioni. Assolutamente no. Tutti siamo stati giovani e tutti abbiamo avuto bisogno del sostegno dei genitori. Magari lo capivamo dopo, magari sembrava un impedimento prima, ma poi abbiamo imparato ad apprezzare e a capire ex post qual era il ruolo dei genitori. Il giovane è come una piantina, e una piantina per crescere diritta e sana deve essere adagiata, io lo definisco, ad un bastoncino. Quel bastoncino deve essere sì posto dalle amministrazioni e dalle autorità, ma per primo deve essere posto dalle famiglie, perché la pianta ha il diritto di poter crescere in modo sano e portando rispetto anche al prossimo. Ecco Lina, da Montebelluna è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta, grazie al sindaco Bordin per questo contributo. Abbiamo sentito fare tante volte questo appello alle famiglie anche al sindaco di Treviso per quanto riguarda gli episodi che abbiamo visto di vandalismo oppure piccole risse in città. Mestriner, da questo punto di vista qual è la vostra posizione? Nel senso, il tema della sicurezza purtroppo è il primo che un sindaco si trova ad affrontare di qualsiasi parte politica sia. Sì, certo. Rapportato al Comune di Treviso, questo problema gestito tra l'amministrazione, la polizia e la prefettura non è semplice, ma parlo per la città. Noi dobbiamo sfruttare, parlare meglio ai giovani e offrirgli gli spazi per una socialità
che sia giusta e in maniera che si trovino meno questi sbocchi violenti. In città ormai ci sono dei buchi neri che sono spesso poi sempre quelli e sono di difficile gestione. In questo episodio, certo, apprezzo quello che ha detto il sindaco, è condivisibile e le famiglie devono essere messe in prima linea. Speriamo che trovino questi giovani e cerchino assieme una via per capire bene qual è l'errore da non ripetere. E lo stesso va fatto per la città di Treviso. Situazioni di affollamenti estremi che poi sprigionano in atti di violenza non si devono verificare assolutamente in città. Rocco, cosa ne pensa? Beh, mi è piaciuto un aspetto sottolineato dal sindaco quando ha detto che non tutti i giovani sono così. Quindi ci sono tantissimi giovani che sono impegnati nelle associazioni di volontariato, nelle scuole, si prodigano per fare attività che siano anche coinvolgenti nei confronti dei loro coetanei, per cui sono convinto che la maggior parte dei giovani sia solida e abbia comunque da insegnare anche agli adulti. Io sabato pomeriggio sono stato al PAM di Piazza Borsa, che è un luogo che da più di qualche mese sale agli onori delle cronache per qualche episodio non proprio piacevole. È una situazione abbastanza difficile che raramente sfocia nella violenza, ma che spesso produce comunque una forma di disagio, perché ci sono tanti ragazzi che si ammassano, che entrano magari entrano in 5-6, si fanno comprare la birra magari da qualcuno da fuori. Sono stato lì perché ho voluto verificare di persona come stanno andando le cose. E ho trovato comunque degli adulti responsabili, che siano il direttore del supermercato, che sia la guardia che sta facendo la parte di sorveglianza, anche chiaramente le forze dell'ordine che li hanno fatto un presidio dinamico, ma ho voluto parlare anche con questi ragazzi. Parlare con questi ragazzi perché ho voluto chiedergli esplicitamente: ragazzi, ma possibile che la cosa più divertente del vostro sabato pomeriggio sia farvi un TikTok dove prendete in giro una cassiera che sta facendo il proprio lavoro? Effettivamente poi lì si produce anche la dinamica del branco, quindi va presa in considerazione questo aspetto. Però io sono convinto che i ragazzi, che i giovani siano meglio di così. Io penso, quando magari avevo l'età di quei ragazzi che hanno 14-15 anni, giocavo a calcio. Il sabato pomeriggio per me era il giorno più bello perché finalmente si giocava a calcio. Allora cerchiamo di fare in modo, poi questo non risolverà tutto il problema, poi usciamo da una fase di pandemia che è una fase estremamente delicata, perché i ragazzi forse hanno represso le loro emozioni e quindi anche ritrovarsi in questa maniera. Sappiamo che c'è un abuso di alcol che viene visto quasi come un lubrificante delle relazioni. A me ha fatto paura questo termine quando ho parlato con gli operatori che si occupano di prevenzione. L'alcol è un lubrificante delle relazioni, significa che c'è un analfabetismo affettivo ed emotivo. Però cerchiamo di fare in modo che i ragazzi abbiano spazi. Per questo io ho fatto due proposte che possono sembrare così un po' sognatrici, che guardino lontano, che sono state un auditorium per la cultura e un centro polisportivo, perché in questa città c'è bisogno di spazi, e dove ci sono gli spazi destinati alla cultura, allo sport, sono convinto che i ragazzi crescano meglio, che abbiano anche l'opportunità di aggregarsi in maniera sana. Dobbiamo fare in modo che questo dialogo nasca dalle istituzioni, dalle famiglie sicuramente, ma che poi abbia anche uno sfogo nelle attività che i ragazzi possono farlo. La cosa più importante però sicuramente è ascoltarli, anche se magari possono sembrarci distanti, possono sembrarci diversi da come eravamo alla loro età, ma ogni generazione vive il proprio tempo e un amministratore deve soprattutto saper ascoltare. Benissimo, adesso invece dovremmo riuscire ad andare dal collega Carlo Inghilleri, che con il sindaco di Vicenza, Rucco, sta affrontando il tema della sicurezza e in particolare
dell'idea della Lega di recintare il parco più antico della città, che è Campo Marzo, ma sappiamo che ci sono tutta una serie di problematiche legate alla sicurezza che riguardano quest'area della città. Vediamo se è collegato, sentiamo Carlo Inghilleri. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al sindaco di Vicenza Francesco Rucco. C'è la Lega, che fa parte della maggioranza in giunta comunale a Vicenza, che lancia una proposta: recintare Campo Marzo. Sarebbe davvero una rivoluzione che in questo momento viene valutata. Si tratta sicuramente di una proposta forte, shock, perché Campo Marzo è sempre stato aperto. E naturalmente la Lega è nelle condizioni di poter fare questa proposta, la prenderemo in considerazione, è necessario ovviamente un altro mandato amministrativo per realizzarla, è necessario però altrettanto sentire i cittadini per capire qual è l'orientamento dei cittadini rispetto a questa proposta, perché se è vero che in giro per l'Europa i parchi, molti parchi importanti sono chiusi, sono delimitati, Campo Marzo non lo è. Tra l'altro interverremo col PNRR su una serie di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e quindi bisogna capire poi la compatibilità. Quindi si può valutare la proposta, però dobbiamo essere sicuri che la città condivida. Certo che in un momento in cui state riqualificando quell'area, quella zona, è arrivato il momento anche di fare questo tipo di riflessione, ci sarebbero anche dei vantaggi. Nel momento in cui si mette le mani su un parco così importante della città, su un'area verde così importante, è il caso anche di fare questa valutazione ulteriore. Ci sarebbero dei vantaggi perché è ovvio che un parco che viene chiuso di notte è più sicuro, è delimitato, è videosorvegliato, si possono gestire gli spazi meglio, però dall'altra parte è altrettanto vero che chiudere uno spazio dopo secoli che è aperto è una scelta molto forte, quindi va ben valutata e ponderata, quindi ci ragioneremo sopra. Bene, io ringrazio il sindaco di Vicenza e rilanciamo anche questa sera nel telegiornale questa proposta shock, come l'ha definita Francesco Rucco, da parte della Lega, cioè recintare il più grande parco di Vicenza, quello di fronte alla stazione ferroviaria Campo Marzo. Direi che da Vicenza per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, grazie al sindaco. Dunque Mestriner, una proposta comunque innovativa per la città, con sindaci che sono portati tante volte anche a decisioni un po' drastiche. Che assolutamente disapprovo, perché assolutamente i muri non vanno alzati, ma se per caso li dovessero alzare poi spero arrivi qualcuno ad abbatterli, perché non mi sembra assolutamente il modo. E se c'è un problema di sicurezza, se c'è un problema sociale, va affrontato in tutt'altri termini. Mi sembra di tornare alle vecchie. Allora togliamo le panchine, alziamo i muri. Sono politiche che non approvo e anzi mi sento proprio all'opposto. Senta Mestriner, prima lo accennava anche Nicolò, lui ha parlato di questa sua proposta di un auditorium che manca alla città, lei invece ha lanciato il tema delle comunità energetiche di cui si fa un gran parlare in questo momento. Sì, spero che mano a mano i cittadini di Treviso il concetto delle comunità energetiche entri sempre più. Noi questo sabato siamo in Piazza Borsa con un gazebo per portare il tema a conoscenza dei cittadini, quindi invito tutti a passare sabato mattina in Piazza Borsa, troveranno un gazebo del Movimento 5 Stelle e tematica sulle comunità energetiche che servono al nostro territorio sia per migliorare l'ambiente sia per migliorare le spese in bolletta di tutti i cittadini di Treviso. Senta, voi ai 300 non avete un rappresentante in questo momento? Mi pare sia già la seconda volta che capita, tipo, no? Purtroppo sì, siamo di nuovo, un eletto dobbiamo che però riprendere di nuovo dall'inizio, ci siamo sempre presentati, abbiamo sempre eletto un rappresentante, poi purtroppo lo abbiamo anche perso in strada facendo. E lei come se lo spiega? Ci sono state visioni differenti in passato e me lo spiego anche perché comunque ritengo il movimento ancora per fortuna diverso dagli altri partiti, quindi chi vi partecipa ha un animo che è ancora libero.
Non apprezzo, ovviamente non apprezzo come sono andate le cose finora e sono qui per cambiare un po' le sorti dell'avvio politico del movimento a Treviso. No, perché noi siamo anche un po' preoccupati poco che viene eletto consigliere comunale. Non c'è una maledizione e la scongiuriamo, quindi per questa volta dovremmo farcela. Ce la facciamo, sì. Invece per quanto riguarda il ruolo del terzo polo ai 300, voi avete organizzato il vostro gruppo, eccetera, chiederei alla regia di farci sentire le parole che abbiamo raccolto da Mario Conte, che vi considera di fatto una stampella. Addirittura ha parlato di maggioranza allargata, Conte. Sentiamolo. Cosa intende per maggioranza allargata, Sindaco? Ma abbiamo visto in occasione di due passaggi importanti, dal regolamento sugli alloggi ERP piuttosto che il bilancio di previsione, che c'è stata una forza che oggi siede tra i banchi dell'opposizione che ha assunto un atteggiamento responsabile, addirittura votando a favore per il regolamento degli alloggi ERP e astenendosi in occasione del bilancio di previsione. Quindi quando parlo di maggioranza allargata parlo della nostra maggioranza, che è solida nei numeri, più qualche componente dell'opposizione che a fronte di una buona iniziativa amministrativa ha saputo anche dimostrare lo spirito di responsabilità votando a favore. Ecco, questo è quello che ha detto proprio a me ieri Conte. Sì, ma io non lo vedo come un essere stampella, se no potremmo essere anche stampella dell'opposizione, per cui semplicemente sugli alloggi ERP c'era la proposta di partire con la graduatoria e era arrivata, diciamo, una proposta da parte del Partito Democratico di destinare una quota di alloggi ERP a giovani under 35. Noi abbiamo detto non siamo d'accordo perché gli alloggi ERP sono un'emergenza abitativa, per cui è giusto che quegli alloggi vadano alle categorie che abbiamo visto nella storia di Treviso essere più fragili. Ne cito una, i padri separati, di cui non parla mai nessuno, però l'emergenza abitativa è destinata a chi è in emergenza abitativa, mentre per quanto riguarda l'incentivo alle giovani coppie ci sono altri strumenti come il sostegno agli affitti, ma quello non è diciamo da inserire per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Mentre sul bilancio, l'altro passaggio citato dal Sindaco Conte, noi ci siamo astenuti perché comunque è il bilancio della sua amministrazione, mentre noi ci proponiamo con un'idea diversa, però abbiamo proposto tre cose diciamo concrete, degli incentivi alla mobilità sostenibile e alle biciclette attraverso rastrelliere per le biciclette, i soldi per la progettazione europea, perché sappiamo che molto spesso è difficile investire per fare progettazione, perché servono in qualche modo delle società, dei consulenti esterni che però non possono farlo gratuitamente. Però sappiamo che nel momento in cui si va a fare progettazione europea, quello è un moltiplicatore di risorse, quindi è un investimento fondamentale per le pubbliche amministrazioni. E il terzo tema mi pare fosse proprio un fondo per gli alloggi degli under 35, poi lì si parlava di giovani coppie, io direi under 35 in generale, perché so che la mia generazione non sono più così giovani. Cioè molto spesso si parte dalla capacità di avere un progetto abitativo indipendente e poi si riesce in qualche modo a costruire anche la propria solidità affettiva senza capovolgere il principio, e su quello hanno accolto, diciamo, le nostre proposte, per cui abbiamo detto nel momento in cui queste proposte vengono inserite c'è anche un atto di fiducia nei confronti, insomma, del prossimo bilancio, per cui ci siamo astenuti, ma non è essere stampella, è semplicemente cercare di votare nel merito e essere propositivi. Mestriner, voi che siete attenti appunto alle fasce deboli, insomma il vostro reddito di cittadinanza è il punto principale che cercate di portare avanti a livello nazionale. Nel locale il tema casa, lo abbiamo visto, sta diventando dirompente in qualche modo. Sì, assolutamente sì. Il tema casa con le case popolari a Treviso è di attualità e va gestito secondo noi in maniera più chiara e trasparente. C'è l'ATER al quale è stato affidato, il comune si è, diciamo, smarcato dando in gestione all'ATER la gestione appunto delle case e smarcandosi quasi politicamente. In realtà poi sappiamo che in ATER la gestione del CDA è fortemente politicizzata, quindi è bene anche che i cittadini sappiano questo, cioè hanno fatto questo camouflage e c'è questa non accoglienza delle pratiche da fuori comune che è fuori legge, perché c'è una legge regionale che concede invece
la richiesta da parte di tutti, quindi il Comune deve aiutare tutti, non può aiutare solo, non può uscirsene dicendo aiuto solo una parte di cittadini. È un problema sociale che non può avere la bandierina del singolo comune, qui bisogna guardare persone che sono in difficoltà e vanno gestite tutte con pari trattamento di dignità. Benissimo, allora io vi ringrazio, il tempo è esaurito ma chissà quante altre volte avremo occasione di confrontarci da qui alle elezioni amministrative di Treviso. Grazie a Maurizio Mestriner del Movimento 5 Stelle, candidato sindaco a Treviso, come Nicolò Rocco del Terzo Polo. Grazie a entrambi. Prima di proporvi le previsioni del tempo per andare in pubblicità, vi ricordo quello che è il sondaggio di quest'oggi. Zelensky, ha ragione Silvio Berlusconi secondo voi su quello che dovrebbe essere il trattamento per il presidente ucraino? Come sempre i numeri li vedete in sovraimpressione, continuate a risponderci, poi nel corso di Ring vedremo l'esito di questo sondaggio, vedremo qual è la vostra opinione. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi un po' di pubblicità, poi torneremo con altri ospiti e altri temi. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone di San Valentino sull'Italia porterà sole e clima mite, ma anche qualche nebbia sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 14 febbraio. Sul Veneto ci attende l'ennesima giornata con una totale stabilità atmosferica. Foschie sparse a locali andranno dalla costa alla pedemontana, ma saranno in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Soleggiato altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve rialzo, minime tra -1 e 2 gradi, massime invece tra i 10 e i 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà limpido, al massimo con qualche locale addensamento. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata di sole, il cielo sarà sereno e con ottima visibilità. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci di nuovo in diretta per la seconda parte di questa nostra prima edizione. Scusate il bisticcio di parole. Allora, ci sono tanti temi ancora da trattare. In studio con me le presento subito due ospiti, altrettanti ne avremo collegati via Skype. Saluto e ringrazio Martina Cocito, assessora alle politiche educative del Comune di Mogliano, Elisa Anastasio, che è coordinatrice di un progetto di mediazione dipendente del Comune di Mogliano, che sta seguendo questo progetto di mediazione che coinvolge le scuole, di cui parleremo tra pochissimo. Non so se abbiamo già i collegamenti Skype con i due insegnanti che sono referenti poi nei plessi, nel territorio. Eccola qua. Allora, vedo Francesca De Pieri, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a lei per la disponibilità, insegnante dell'Istituto Comprensivo Mandela di Mogliano e referente nella fattispecie per questo progetto nel suo istituto. E spero ci sia anche Daniele Ceschin. Non c'è ancora, speriamo si colleghi velocemente, che è insegnante invece dell'altro istituto comprensivo, il Minerbi, con cui parleremo proprio della declinazione all'interno degli istituti di questo progetto. Allora, assessore, progetto che nasce su quale spinta? Voi avete avuto un caso di cronaca molto grave
a Mogliano nella primavera del 2021, se ricordo bene, l'aggressione di una studentessa per strada, Marta Novello, di cui ci siamo occupati a lungo, da parte di un ragazzo giovanissimo. Sì. È stato un episodio particolarmente grave, ma sullo sfondo ci sono un aumento di problematiche che si registra un po' in tutti i territori riguardanti i giovani e giovanissimi che la pandemia, sappiamo, ha acuito violentemente, e vi siete detti facciamo qualcosa. Esattamente così. Diciamo che l'intenzione dell'amministrazione era già orientata verso l'attenzione ai giovani e giovanissimi. Il gravissimo fatto di cronaca che ha coinvolto la nostra comunità e che ha scosso notevolmente le coscienze, di fatto ci ha mosso nel senso di dire non possiamo più stare fermi. A quel punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme tutte le realtà del territorio che per noi potevano essere espressione di un coinvolgimento dei ragazzi. Abbiamo sentito inizialmente, anche perché questo è un progetto un po' work in progress, abbiamo sentito inizialmente i carabinieri, perché l'idea iniziale, devo dire, è sbagliatissima, era quello di individuare i cattivi dai buoni. Distinguerli, insomma. Distinguerli. Perché? Perché ci sembrava una direzione in cui si doveva andare, non dico un atteggiamento repressivo, ma comunque in qualche modo dare un segnale alla comunità del fatto che i ragazzi dovevano essere ripresi. Dopodiché, sentendo polizia locale, carabinieri, assistenti sociali e quant'altro, ci siamo resi conto che mancava una rete. Mancava una rete che mettesse in sinergia. Sento delle voci? Sì, probabilmente sta provando l'audio con la regia, la sentiamo, ma tranquilla, prosegua pure. Che mettesse in relazione le diverse realtà. E da qui si è sviluppato assolutamente in modo fluido, devo dire grazie agli uffici e grazie soprattutto alla dottoressa Lisa Anastasio, una rete di contatti che ci ha permesso di cambiare completamente tipo di approccio. E devo dire che questo progetto, che non ha un obiettivo, nel senso che non avremo mai dei risultati da poter spendere, perché è una questione prettamente emotiva, è un tentativo, è un seme che vogliamo buttare per vedere se si possono recuperare alcune relazioni già così gravate dalla pandemia, come giustamente dottoressa diceva lei all'inizio, e abbiamo avviato questa iniziativa che ha diciamo dell'innovativo, anche se in questo momento i temi della giustizia riparativa sono assolutamente diciamo di moda, non fosse altro per la riforma Cartabia che ha introdotto questo strumento giuridico alternativo di risoluzione dei conflitti. E se posso, anche se poi avrei voluto dirlo in chiusura, è cambiata anche il mio punto di vista nel considerare i ragazzi, e mi sono resa conto, forse questo progetto è servito più a me che a loro, mi sono resa conto che manca completamente e assolutamente l'ascolto dei ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, perché in questo momento vivono in uno stato di apatia che talvolta fa prendere loro dei comportamenti devianti, la famosa noia, no? Che fa fare delle bravate che talvolta non rimangono, certo, sono comportamenti che non rimangono nell'alveo delle bravate. Vedevo prima il vostro servizio dei sassi gettati dall'autostrada. O delle uova di preganzioli. O anche nel nostro contesto comunale i ragazzi prendono le sedie, rompono le vetrine e quant'altro. Però ecco, non so se riusciremo mai ad arrivare ad arginare questo tipo di scellerata iniziativa da parte dei nostri giovani. Però noi ecco, ci stiamo provando e abbiamo iniziato a puntare il focus sulla fascia dei giovanissimi delle medie. Dopo la dottoressa entrerà nel dettaglio e probabilmente gli sviluppi li vedremo più con
con i professori che avete. Sappiamo che è una fascia d'età piuttosto ingrata. Critica, quella, sì, no? critica profondamente, però ecco, vorrei raccontare un aneddoto se mi è concesso. E appena insediata sull'onda dell'entusiasmo, ho avvicinato un gruppo di ragazze che erano sedute sotto il municipio, prima della pandemia questo, chiedendo loro che cosa il comune avrebbe potuto fare così per venire incontro alle loro esigenze, visto che la cosa che mi dispiace sempre molto è che i giovani non bussano mai alle porte del municipio, invece dovrebbero essere i primi a farlo. Ho detto concerti, letture, balli, iniziative di qualsiasi tipo. E queste ragazze mi hanno detto: ah no, niente, non sentiamo l'esigenza di niente. Proprio una aridità che se l'avessero chiesto a me alla loro età avrei già confezionato quando, come, chi, con che costi. Invece proprio sono assolutamente spenti. Ed ecco, io spero che questa iniziativa che sta cercando di coinvolgerli, di offrire loro una visione diversa, un'alternativa ad un pomeriggio trascorso su una panchina, possa magari dare così questo piccolo seme di iniziativa. Allora saluto, eccolo qua, c'è anche Daniele Ceschin, insegnante all'Istituto Comprensivo Minerbi. Buongiorno Daniele, ben ritrovato. Buongiorno Lina, buongiorno a tutti. Ci siamo visti l'altro giorno in realtà per parlare del giorno del ricordo, quindi gradito ospite che ritorna in altra veste, Daniele Ceschin, appunto perché è insegnante in uno dei due istituti comprensivi in cui state portando avanti questa iniziativa. Lisa, allora, quando dall'amministrazione è arrivato questo input, qual è stata l'idea? Quella appunto di lavorare intorno al tema della mediazione e della giustizia riparativa. Esattamente, si è deciso un po' di sviluppare il paradigma della giustizia riparativa che di fatto riprende un po' il tema dell'ascolto di cui parlava l'assessore prima. La giustizia riparativa diciamo che ha 4 principi fondamentali che si attuano nella mediazione che abbiamo visto proporre a scuola, quindi l'ascolto, un'occasione di non giudizio, un principio di volontarietà nel condividere e anche poi comunque una segretezza che rimane fra coloro che hanno condiviso le situazioni. Di fatto, proprio partendo da quello che diceva l'assessore, un bisogno d'ascolto e aggiungerei anche un bisogno di relazioni che caratterizza sempre più i nostri giovani, ma non limiterei il discorso ai giovani, nel senso che credo che la nostra società abbia sempre più bisogno di relazioni forti e di occasioni e di opportunità. Si è cercato di costruire questo percorso che di fatto è stato basato su più filoni che sono andati a sviscerare un po' gli ambiti in cui l'educazione a vario livello si attuava. E quindi è stata fatta e offerta una formazione a tutti quegli ambiti istituzionali, quindi citava prima l'assessore polizia locale, assistenti sociali, c'è stata anche una collaborazione con l'ASL, il WEPE e tutte le situazioni anche legate al penale che avevano a che fare con i giovani. È stato fatto questo corso di formazione e nella stessa maniera è stato proposto un corso di formazione nelle scuole per gli insegnanti in prima battuta, perché dobbiamo sempre ricordarci che tutte le spinte devono partire anche attraverso la presenza di adulti consapevoli e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare una serie di insegnanti e le 2 dirigenti scolastiche che hanno accolto molto di buon grado questo progetto e si sono proprio tuffati. E rispetto alla proposta si è pensato di partire dalla scuola secondaria di primo grado, proprio perché magari quell'età un po' più critica, però è stata semplicemente una partenza. Il sogno è quello che questo modo di pensare
sia sempre più dilagante all'interno della comunità moglianese. Magari al corso per insegnanti e anche adulti, genitori eccetera, hanno partecipato correttamente anche degli insegnanti della scuola dell'infanzia, per dire, che cercheranno di declinare il loro angolino di mediazione. Però proprio perché possa essere una modalità, un pensiero diverso, e questa cosa sicuramente potrà diventare una sorta di cerchio nell'acqua, un pensiero che così si amplia. Tant'è vero che l'altro filone che si è voluto trattare è stato quello della comunità. Si sta cercando di costituire un tavolo di lavoro sul tema della mediazione proprio per rispondere a questi bisogni all'interno della comunità. E la comunità è stata, diciamo così, ascoltata anche con un'azione fatta attraverso l'operatività di strada. Partner di questo progetto sono da un lato l'associazione La Voce per la mediazione dei conflitti, dall'altro la cooperativa La S che si è occupata appunto dell'operatività di strada. E anche lì ascoltare i ragazzi in un contesto informale e poi proporre loro anche delle occasioni all'interno della scuola, che non so se citeranno poi i docenti, è proprio un'occasione per stare tutti insieme e navigare in un'unica direzione. Benissimo, allora professoressa De Pieri, poi negli istituti fattivamente, concretamente cosa succede? Cosa avete organizzato? Allora, il progetto è partito diciamo a ottobre dell'anno scorso con una presentazione in collegio, nel senso che c'è stata così la divulgazione di tutto il progetto fra tutti gli insegnanti dell'istituto comprensivo. E dopodiché è partita la formazione di noi docenti su base volontaria. Siamo stati circa una ventina e abbiamo fatto circa 30 ore di formazione con la dottoressa Dall'Armelina, che è la formatrice del progetto, insieme ad altre due formatrici. Dopodiché a primavera del 2022 sono entrati nelle classi proponendo una sensibilizzazione, chiamiamola così, sull'argomento, rivolta appunto a tutte le classi seconde e terze. E quindi i ragazzi hanno potuto prendere confidenza con queste pratiche di mediazione, è stato spiegato loro in che cosa consistono e è stato anche richiesto se qualcuno di loro aveva appunto voglia di affrontare la formazione per l'anno successivo a partire da settembre 2022. Abbiamo raccolto circa le adesioni di una ventina, anche di più dei ragazzi, tant'è che abbiamo dovuto poi selezionarli perché erano troppi. E a ottobre del 2022, quindi pochi mesi fa, è iniziata la formazione dei ragazzi, che è durata fino a una quindicina di giorni fa, si è terminata verso la fine di gennaio, ecco. Quindi ci sono stati due momenti, prima la formazione dei docenti e poi la formazione dei ragazzi, corse quasi in parallelo, direi, almeno per un certo tratto di strada, ecco. Questo dal punto di vista proprio pratico. I ragazzi sono stati incontrati il sabato mattina per 30 ore e l'ultimo incontro che hanno avuto ha messo insieme sia i ragazzi del nostro istituto, quindi del Mandela, che quello del Minerbi. Si sono incontrati insieme e hanno fatto un pomeriggio insieme di formazione, scambiandosi un po' anche quelle che sono state le impressioni, insomma, conoscendoci, ecco. Naturalmente con il 15 di febbraio, che è domani, ci sarà la nomina ufficiale di tutti i mediatori, sia dei docenti che dei ragazzi, e l'apertura delle 2 aule di mediazione nei 2 istituti comprensivi. Benissimo, Ceschina, allora, aule di mediazione, di cosa parliamo e con i ragazzi quali esperienze state vivendo da questo punto di vista? Beh, l'esperienza deve ancora iniziare, nel senso che l'inaugurazione ufficiale ci sarà domani pomeriggio, in veste ufficiale, e nelle prossime settimane capiremo meglio come funziona l'aula di mediazione, perché c'è molta attesa rispetto a questa esperienza. Io vi posso parlare di quello che c'è stato nei mesi scorsi. Il collega De Pieri ricordava giustamente la formazione di noi adulti, insegnanti, ci tengo a dire anche genitori. Ci sono molti genitori che si sono avvicinati a questa esperienza
diciamo inizialmente con curiosità, con la curiosità di conoscere qualcosa di nuovo, qualcosa che nella scuola non c'era a Mogliano, ma non c'è anche nella stragrande maggioranza delle scuole italiane. E quindi alla formazione, appunto, è seguita anche la formazione dei ragazzi, nel nostro caso di 16 ragazzi, che sono in attesa di mettere in pratica quello che hanno imparato nelle 30 ore di formazione. Io ho vissuto con loro la formazione con i ragazzi e loro innanzitutto sono, diciamo, pieni di entusiasmo. Ci sono dei ragazzi che io conosco in classe e dei ragazzi che vedo nei corsi di formazione. Ecco, il ragazzo che sta seguendo, che ha seguito il corso di formazione, è un ragazzo che si sente molto più responsabile. Questo è il primo dato che posso restituirvi. È un ragazzo che si sente responsabile degli altri, che si prende cura degli altri e che è ansioso di mettere in pratica quello che ha imparato attraverso i docenti, i formatori che sono stati veramente molto, molto bravi. Noi abbiamo avuto 3 insegnanti, 3 formatrici che si sono alternate e che ci hanno fornito gli strumenti per avviare una mediazione. Abbiamo fatto diverse simulazioni, partendo anche da alcuni casi che erano accaduti in classe. E i ragazzi si sono calati nella parte di mediatori, nella parte di confliggenti, hanno, tra virgolette, recitato, ma si rendevano conto nel momento in cui recitavano che stavano recitando una parte che era la realtà. E quindi noi adesso, dalle prossime settimane, avremo, non solo noi adulti, ma anche i ragazzi, la possibilità di introdurre questo nuovo strumento a scuola, una cosa che mancava e una cosa che coinvolgerà ovviamente tutto il nostro istituto. Il nostro istituto, la nostra scuola, la scuola Montalcini, conta attualmente 400 ragazzi e in questi giorni di attesa ci sono state delle richieste, perché contemporaneamente è partito anche una sorta di sportello di ascolto che noi chiamiamo, è stato battezzato educatore scolastico, che è un po' un progetto parallelo. Ed è un progetto che cerca di mettersi in ascolto di quelle che sono le fragilità che la nostra scuola ha, le nostre scuole hanno, i nostri giovani hanno. Ecco, l'età che, la scuola media per intenderci, è un'età molto particolare. Abbiamo dei ragazzi di prima che sono praticamente ancora dei bambini, abbiamo dei ragazzi di terza che sono degli adolescenti, abbiamo dei ragazzi di seconda che non sono più bambini e non sono ancora dei ragazzi, non sono ancora degli adolescenti. Quindi è un'età, diciamo, di passaggio, ed è proprio in questa età di passaggio che noi come docenti registriamo i maggiori conflitti, e quindi questo strumento sicuramente sarà molto utile nei prossimi anni. Ecco, ci sono tante conflittualità, assessore, che si possono cercare di ricomporre, no? Con questo strumento. Abbiamo parlato del disagio, della noia, del vandalismo, poi c'è il tema del bullismo, purtroppo, che nelle scuole dilaga, lo sentiamo spesso anche noi come telegiornale denunciato dai genitori, e questo può essere uno strumento per tentare una ricomposizione di quelle che sono le varie parti, no? Sì, assolutamente. È chiaro che è su base volontaria. Quindi, e sappiamo anche come agisce, diciamo, sulla vittima l'atto del bullo, quindi è silenzioso, è mortificante, è quasi da non poter riferire. Ecco, io auspico che magari in questa dimensione, dove il non giudizio dal mio punto di vista è una chiave vincente e dove si mettono in correlazione sostanzialmente dei coetanei e potrebbero anche essere aiutati nella mediazione da un loro stesso coetaneo, possa in qualche modo portare ad aprire, no? quei canali comunicativi che magari si sono così otturati per qualche ragione, perché ci dicevano i formatori, i nostri partner tecnici, che
si hanno delle sorprese. Alle volte le domande che le vittime, diciamo così, indirizzano verso il reo sono delle domande che sorprendono e vanno a colmare delle fratture e degli irrisolti che hanno dei tratti molto peculiari e molto particolari. Quindi io veramente auspico che ci possa essere una soluzione o comunque un cambio di veduta che possa permettere alla vittima anche di dire, non dico di gridare, ma di sentirsi tranquilla nel poter denunciare, e il reo sapere che c'è qualcuno che comunque ascolta e che, ancorché non possa portare a giustificare il comportamento, ma sappia in qualche modo indirizzare lo stesso verso un comportamento più orientato al comune senso civico e alle relazioni, se non si parla di relazioni tra dodicenni, tredicenni, dopo insomma le fratture si cronicizzano. Certo, perché scopriamo, diciamo, l'acqua calda un po', no? È un cambio di prospettiva. Io ricordo un convegno che è stato fatto poco tempo fa nel palazzo nella sede della provincia di Treviso proprio sulla giustizia riparativa, con il protocollo e manifesto che è stato firmato da molti soggetti. Il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani, ci disse: sono qui per un atto di fiducia, nel senso, dice, per conoscenza, per un atto di fiducia, perché noi siamo abituati di solito alla denuncia, all'indagine, alla repressione. Qui si cerca di prevenire, no? Si cerca di ascoltare e poi di confrontarsi nel vecchio metodo, guardandosi in faccia e cercando di capirsi attraverso dei mediatori. Ecco la parola ascolto, abbiamo detto e ripetuto tante volte. Allora, tra le varie slide che ci avete fornito, vorrei che la regia mettesse in onda, non si vede moltissimo perché lo sfondo è grigio chiaro, ma proviamo a leggerlo. Ascolto, no Lisa? Il silenzio di alcuni, ascolto reciproco senza giudizio. Queste ore di mediazione sono servite a capirci, ad ascoltarci meglio. Sono tutti spunti che vengono, penso, proprio dai ragazzi. Sì. Ho imparato che l'ascolto e la pazienza servono molto per risolvere i conflitti. Ascoltare, pensare e poi parlare. Sembra una serie di consigli della nonna, mettiamola così, ma sono di un buon senso di cui tutti dovrebbero essere dotati. No? Potrebbero sembrare anche banali, però se uno pensa alla società in cui viviamo, veloce, fatta di gran tecnologia e forse pochi rapporti. Cattivo mediatore probabilmente la tecnologia, no? Sì. Nei messaggi, invece di guardarsi in faccia e di capirsi. Di fatto si è offerto ai ragazzi un'occasione, e un'occasione non solo per chi ha commesso un danno o chi l'ha subito, perché poi è una comunità intera che come comunità educante si mette in gioco, e l'idea della comunità c'è anche fra le diverse scuole. Vedere insieme i due istituti comprensivi che stanno camminando sulla stessa linea, e poi pensare che anche le scuole di secondo grado, le superiori quindi alla vecchia maniera, cominceranno adesso un medesimo percorso, sia al Liceo Oberto che all'Istituto Astori è stato fatto intanto un percorso informativo di sensibilizzazione, e poi probabilmente abbracceranno un percorso anche formativo di questo tipo. È proprio pensare ad una comunità che cresce. Ieri mi confrontavo con la formatrice e si diceva: pensa che bello ipotizzare che un ragazzino che ha fatto il formatore, è diventato mediatore, domani verrà in qualche maniera istituito ufficialmente nel suo investito del ruolo, attraverso appunto l'apertura di aule mediazione, e non veda concluso questo suo percorso perché magari è in terza, ma il prossimo anno, se frequenterà le scuole del territorio, possa comunque avere quell'occasione di rigiocare questa cosa. Oppure un insegnante, la professoressa De Pieri è insegnante e è anche mamma, per dire, di una ragazza del Liceo Oberto. Sono tutte occasioni e risorse che si possono mettere in campo per pensare che sia una comunità che cammina su questa strada e ha voglia di farlo.
Esatto, perché poi questi sono anche l'aiuto che ti dà a vivere in comunità non troppo grandi, vivere nei paesi, e sono risorse, non limitazioni, che vanno valorizzate. Professoressa De Pieri, poi c'è l'aspetto delle famiglie, perché per i ragazzi che vengono coinvolti in questo progetto naturalmente c'è anche un'interfaccia, possiamo immaginare, con le famiglie che devono comprendere il meccanismo in qualche modo. Allora, le famiglie sono state presenti sia per quanto riguarda la formazione degli adulti, perché soprattutto all'Istituto Minervi sono stati proprio dentro la formazione, ma anche per quanto riguarda i ragazzi, per accompagnarli, diciamo, in questo percorso. Non dubito che all'inizio si siano fatti coinvolgere più che altro per curiosità, la curiosità di sapere in cosa il progetto consisteva. Poi è chiaro che man mano che i ragazzi sono addentrati nella formazione, quindi riportavano poi a casa quanto avveniva, sicuramente la loro curiosità è diventata, più che curiosità, è diventato un interesse per il progetto, anche perché i ragazzi in qualche modo raccontavano quello che avveniva, ecco. Per cui ci hanno aiutato molto proprio nella gestione pratica, perché li hanno sempre accompagnati questi ragazzi, li hanno portati, sono stati un po' agli orari, ci hanno aiutato, ma poi credo anche proprio nel sostenerci in quello che è stato il progetto, insomma. È chiaro, poi è sempre difficile dire se tutti hanno capito, hanno compreso l'importanza dell'attività, però certamente quelli che erano più diretti, più dentro alla questione perché ascoltavano i ragazzi, sicuramente ci hanno sostenuto, ecco, questo sicuramente. Sostenuto e anche apprezzato, mi verrebbe da dire. E questo penso sia un passaggio fondamentale. Ceschin, anche per voi, credo insegnanti, non sia semplice rapportarvi, poi si dice banalmente di questi tempi, ma insomma i rapporti con le famiglie sono complessi. Ma i rapporti sono complessi comunque con le famiglie, con i ragazzi, però io sono fiducioso che questo progetto e anche l'aula di mediazione, pensiamo un attimo, prima qualcuno parlava di un cambiamento di prospettiva. Sì, si cambia la prospettiva, perché avere un'aula di mediazione, avere uno spazio di ascolto, di non giudizio, che è libero e confidenziale, a cui poter accedere anche in alternativa a una sanzione disciplinare, è un'opportunità anche per noi, non è un'opportunità solamente per i ragazzi, è un'opportunità anche per noi insegnanti, per noi docenti, perché la sanzione disciplinare ha fatto il suo tempo, la pena, diciamo così, ma a scuola la sanzione disciplinare non serve più. Intanto non spaventa più, un ragazzo non è più intimorito dalla nota, la vecchia classica nota. Non serve perché il ragazzo non è in qualche modo, non cambia, diciamo, il suo atteggiamento di fronte alla sanzione, e quindi credo che l'aula di mediazione sia una valida alternativa a questa sanzione. E dicevo prima dell'opportunità, l'opportunità di utilizzare degli strumenti che ci sono e che per la prima volta forse vengono anche applicati in maniera diciamo, scientifica, perché prima si parlava di qualcosa di ovvio, le cose ovvie finora non sono state messe in qualche modo insieme. E mi piace anche tornare sull'idea della comunità educante. Noi siamo una società dove ci sono famiglie, ci sono insegnanti, ci sono i ragazzi, siamo un'intera comunità educante, ma siamo tutt'uno. E viviamo immersi in un territorio, in una società che in qualche modo ha dei problemi. Ci giriamo, ovunque noi ci giriamo, ci sono dei conflitti. E io spero che nell'ambito scolastico almeno una parte di questi conflitti possano essere risolti attraverso l'aula di mediazione. E sono, diciamo, anch'io curioso di sapere come funzionerà nella pratica, essendo anch'io, diciamo, un, tra virgolette, mediatore. Però, ripeto, ho visto molto interesse da parte dei ragazzi. I ragazzi vedono questa proprio come un'opportunità e come si sono messi anche loro a disposizione degli altri.
Quando si parlava di non giudizio, un'altra delle slide che Lisa mi ha mandato parla proprio, fa parlare i ragazzi, vediamo questa scheda e dice: bello perché si può parlare senza essere giudicati, anche se dopo ritorna come prima. Mi sono sentita bene e libera di esprimermi. Ho capito che non dobbiamo giudicare una persona per com'è quando non sappiamo il suo passato, non farsi ingannare dalle apparenze. Per cui i ragazzi hanno colto lo spirito, Assessore, e sentivo Lisa prima che diceva che questa iniziativa si potrebbe allargare. Si potrebbe allargare nel senso che, diciamo, se il mio sogno sarebbe quello che questo progetto, esaurita, diciamo, la fase dell'avvio che questa amministrazione ha ritenuto di portare all'attenzione, e camminasse con le proprie gambe. E quindi adesso io confido che i giovani mediatori che domani verranno investiti ufficialmente si facciano davvero promotori, nel senso, speriamo non ci siano così tanti conflitti da dover dirimere, ma che anche questo senso di entusiasmo e responsabilità che il professor Ceschin individuava come uno dei primi sintomi che ha potuto vedere durante il percorso di formazione, possa essere veramente messo a disposizione della collettività, non solo della scuola. In questo senso abbiamo voluto dare così un segno formale, raccogliendo i nominativi in un albo che verrà tenuto presso il Comune, affinché questa nuova prospettiva di risoluzione dei conflitti, che è alternativa ma anche parallela a quella che può essere la sanzione, perché ci può essere sanzione che chi ha fatto il danno sente come giusta proprio perché ha ricucito un rapporto di natura diversa, non meramente risarcitoria sotto il profilo pratico o formale, ma un sentire riparato, e può essere applicata a tutti i campi. E quindi conto veramente che questi giovani mediatori, i loro insegnanti, i genitori, che ringrazio, e ringrazio davvero tutti i partner, anche quelli, diciamo, non investiti ufficialmente, ma quelli che si sono messi a disposizione, perché chiaramente si è voluto, no? Coinvolgere tutti i settori in cui i ragazzi svolgono la loro attività, e quindi i quartieri, le associazioni sportive, e io ringrazio davvero tutti i nostri cittadini che con entusiasmo si sono messi a disposizione, e credo che questa sia la soddisfazione più grande, ecco, come amministratore, oltre all'entusiasmo che ho sentito da parte dei ragazzi, che era proprio quello che speravo potesse essere stimolato, ecco, e per noi è soddisfacente. Adesso speriamo che, dati, no, i primi strumenti, le cose possano andare camminare da sole, come dicevo. Ecco, è un progetto pilota questo, non ci sono molte amministrazioni che hanno portato avanti una cosa organica di questo genere. Noi abbiamo visto aule di mediazioni che vengono aperte nelle singole scuole, recepite magari dai dirigenti scolastici, ma come comune è un po' una vostra esclusiva in qualche modo. Sì, non me ne voglio fare un vanto, può essere un esempio per gli altri, spero che possa essere un'iniziativa magari che potrebbero cogliere anche altri comuni, perché diciamocelo chiaramente, tutti i comuni stanno cercando di fare qualcosa per i loro ragazzi, e vorrei veramente che si arrivasse a non parlare più del fenomeno delle baby gang piuttosto che il fenomeno di qualcos'altro. Bisogna parlare di ragazzi, e questo invito, e per questo invito davvero io ringrazio, perché non è solo l'esperienza di Mogliano, è l'esperienza di Mogliano come quella di tanti altri comuni, ma permette una piccola pausa di riflessione
sulla strada che stanno prendendo i nostri ragazzi. Ne parliamo tanto, ma ci permettiamo anche noi di dare spazio a quelle che sono delle possibili soluzioni o dei percorsi per trovare delle soluzioni. Sì. Allora, prima di salutarvi, chiederei alla regia di far vedere proprio l'invito dell'evento di domani, mediatori dei conflitti a scuola, studenti e adulti degli istituti comprensivi Mandela e Minervi, che avendo concluso, come abbiamo detto, il percorso di formazione, potranno avviare le mediazioni negli istituti. Il giorno seguente si terrà la cerimonia di inaugurazione delle aule di mediazione alle secondarie di primo grado Margherita Hack e Rita Levi Montalcini, per cui appuntamento allora domani alle 18:15 a Mogliano. Io vi ringrazio davvero tanto di essere stati con noi, grazie a tutti, grazie a Martina Cocito, assessore alle politiche educative del Comune di Mogliano, e a Lisa Anastasio, che è coordinatrice di questo bel progetto Mediazione. Grazie come sempre al mondo della scuola, che è nostro partner molto spesso in queste dirette. Grazie professoressa De Pieri, grazie a Daniele Ceschin per il vostro contributo. Noi adesso andiamo un attimino in pubblicità, poi ritorniamo di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, ultimi minuti di questa nostra prima edizione per quest'oggi. Come sempre ringrazio in regia i colleghi Alberto Piovesan e Francesca Pezzo che stanno permettendo questa diretta. Abbiamo toccato tanti temi, abbiamo visto anche gli aggiornamenti di cronaca. Siamo in grado ora di proporvi quella che è stata l'intervista rilasciata dall'assessore Elisa De Berti oggi a Palazzo Balbi, dove c'è stata la presentazione da parte di Regione ma anche Trenitalia, come ci raccontava prima la collega Ilaria Marchiori, di nuovi collegamenti e opportunità per chi si sposta in treno, soprattutto nell'area sud della nostra regione. Sentiamo De Berti. Che cosa cambia? Beh, spero che cambino tante cose, nel senso che sicuramente ci sarà la possibilità di offrire ai pendolari un servizio più confortevole, magari più puntuale. Ovviamente le criticità dell'infrastruttura rimangono, ma anche su quella la Regione è impegnata per lavorare sull'eliminazione dei passaggi a livello, quindi parliamo di treni nuovi, di una migliore comunicazione, di un viaggio più confortevole, la possibilità di trasportare bici, che questo non guasta perché ai pendolari questo serve molto, con l'inserimento anche di nuovi servizi che sono il treno a mare e il Chioggia Line, che abbiamo soprannominato Chioggia Line, e il Delta Po Link, che è un collegamento intermodale ferro-gomma con il Delta del Po per gli appassionati della bicicletta. Siete una proprietà di Serie A e Serie B, quindi? Sì, diciamo che è sempre stato il mio cruccio in questi 7 anni, l'ho sempre detto, era una consapevolezza, non l'ho mai nascosto, e ho sempre fatto un mia culpa sulla situazione di queste 3 linee. Ci tenevo a dare delle risposte anche per provare i pendolari che in questi anni abbiamo lavorato, perché la gara non è una gara che fa in 2 o 3 mesi, è una gara europea, una gara complicata, anche solo la preparazione necessita di tempo, ma anche adesso che abbiamo l'aggiudicazione, il passaggio da un'impresa ferroviaria a un'altra, o con il passaggio dei contratti, la gestione eccetera, non è facile, ma l'ingegner Corradi, che ringrazio, si sono impegnati a dare già dei segnali con l'arrivo di nuovi treni e una gestione nuova che passa da sistemi territoriali a Trenitalia, con l'apertura delle scuole a settembre. Deluso quindi da sistemi territoriali, perché la necessità di cambiare gestore, lei diceva nel 2015 il Presidente non voleva sentir parlare di Trenitalia. Allora, sono 2 cose diverse. Cioè, Trenitalia gestiva sostanzialmente, a parte queste 3 linee, tutte le linee del Veneto, ma i problemi che avevamo nel 2015, io sono arrivata nel 2015 quando il Presidente mi ha dato le deleghe, mi ha detto: i treni in Veneto non funzionano, vedi di farli funzionare. Il giorno dopo ho capito il perché per 6-7 mesi è stato un massacro quotidiano di pendolari, di comitati. Cioè, se ci pensate, anche i comitati pendolari non ce ne sono più tanti in Veneto, alcuni si sono sciolti perché le criticità sulle linee sono state risolte, e altri hanno una leale collaborazione, nel senso che sono in contatto anche con il direttore Agazio, dove se ci sono problemi sollecitano, danno le indicazioni, segnalano, e Trenitalia risponde, perché anche dare delle risposte ai pendolari è comunque un servizio importante, perché dove si può intervenire, dove si può migliorare e dove c'è la possibilità di migliorare l'efficienza, cioè Trenitalia ha sempre avuto l'input da parte di Regione del Veneto di farlo. Sistemi territoriali gestiva 3 linee
linee che erano anche dal punto di vista dell'utenza diciamo un po' sfortunate, perché comunque non erano molto frequentate, dove l'intermodalità non è molto spinta, anche con il servizio di bus magari per potenziare il servizio, e anche sono le 3 linee che su 300 passaggi a livello sono un po' meno, però ve ne dico 300 che ci sono in Veneto, 150 sono nelle 3 linee, e il passaggio a livello spesso e volentieri è veramente un ostacolo all'efficienza del servizio, quindi per tante cose non era neanche colpa di sistemi territoriali, ma era proprio colpa di problemi legati all'infrastruttura. Ovvio che le criticità legate all'infrastruttura ci sono ancora, alcuni passaggi a livello sono già stati eliminati, altri tenete presente che sull'Adria Mestre 4 sono stati eliminati e nei prossimi anni ne elimineremo altri 20, quindi è un intervento importante. Sulla Rovigo Verona ne elimineremo circa una decina, quindi insomma anche sull'infrastruttura c'è l'elettrificazione dell'Adria Mestre, e ci siamo fatti finanziare sul contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana anche l'elettrificazione della Ciarea Isola della Scala, per rendere completamente elettrificata la Verona-Legnago, che è sulla linea Verona-Rovigo. Quindi insomma diciamo che ci sono tutte le condizioni per poter dare un segnale positivo e veramente di speranza, mi viene da dire, a tutti i pendolari che fino ad oggi hanno fatto viaggi della speranza. Le littorine le salutiamo, io le chiamavo i treni dell'amore, che il giorno di San Valentino ci sta pure, e verranno sostituiti all'inizio con i minuetto, e quando arriveranno i treni ibridi e poi i minuetto verranno sostituiti da nuovi pop, che già sappiamo le performance in Veneto sono davvero ottime. Assessore, per quanto riguarda il Carnevale, un fine settimana con buonissime presenze proprio sui treni. Sì, assolutamente. Il fine settimana per spostarsi in Veneto gli utenti veramente stanno prediligendo il treno. Negli anni scorsi, nei fine settimana del Carnevale, spesso e volentieri siamo andati in crisi perché ci siamo trovati, e voi ne davate attestazione, code infinite in stazione per rientrare. Questo fine settimana non c'è stato un problema, è andato tutto bene. Trenitalia ha portato la bellezza di 30.000 utenti a Venezia ed è andato tutto bene. Hanno messo 17 treni straordinari a supporto dei treni ordinari, e questo ha fatto sì che insomma chi è arrivato serenamente se n'è anche tornato a casa. In attesa di festeggiare le ultime battute del Carnevale il prossimo fine settimana e poi martedì grasso, c'è San Valentino, lo abbiamo sentito accennare anche dall'assessore De Berti. Allora andiamo a Bassano del Grappa a sentire come i bassanesi lo festeggeranno. È un omaggio agli innamorati, alla città di Bassano e ai suoi alpini, questa statua dal titolo Il bacio ai piedi del Ponte Vecchio, un luogo in cui molti si sono fermati oggi nella giornata di San Valentino. È una giornata per tutti gli innamorati, quindi noi ci troviamo qui da un paio di mesi. Io sono siciliana, quindi per me sicuramente è un bel momento da vivere. È bello festeggiare l'amore? Sicuramente la cosa più importante della vita, no? L'amore. Dal 2010 questa statua omaggio all'amore, gli alpini e la città a Bassano, un'immagine plastica che riecheggia la celebre canzone. Noi ci daremo la mano e un bacino d'amore. Molti oggi, proprio qui, hanno celebrato l'amore. Rappresenta l'essenza dell'amore, e poi la città degli alpini è ancora più simbolica. Ha un significato forse anche in questo tempo di guerra, un uomo che parte per il fronte e lascia non solo la sua donna, anche la famiglia a casa. Che cosa le evoca questo? Evoca ricordi storici per noi qui, la prima e la seconda guerra mondiale, ma adesso soprattutto con la guerra in Ucraina, insomma. Anch'io se mio marito dovesse partire per il fronte, insomma, avrei un sacco di preoccupazioni. Questa è una statua che evoca anche speranza. Da quanto siete sposati? 61 anni, 61 e siamo innamorati ancora. Siamo ancora insieme. I 54 anni di matrimonio sono stati i migliori della mia vita. Come ho detto, le donne sono straordinarie,
e qua ne ho una eccezionale io. Siamo qui apposta proprio per dedicarci un po' di tempo. Bassano è una cittadina veramente romantica, è molto piacevole venire a fare delle passeggiate qui. La statua del signor Morlin di Nove, l'artista Severino Morlin, è molto gettonata, la gente la richiede. Ascolti, lei ha voglia di cantarci un po' la canzoncina, se la ricorda? Sono stonato. Un po' di leggerezza allora, di amore, lo abbiamo respirato per chiudere questa diretta. Vi ricordo allora quello che è il sondaggio che vi abbiamo lanciato oggi in vista di Ring questa sera. Zelensky, ha ragione Berlusconi? State rispondendo in tanti, continuate a farlo. Se date ragione a Silvio Berlusconi oppure gli date torto sul trattamento che secondo lui andava riservato al presidente ucraino. Vi ricordo in chiusura proprio l'appuntamento con Ring questa sera alle 21:15 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. L'attualità politica di Antenna 3 in prima serata. Ospiti saranno Pietrangelo Pettenò di Sinistra Veneta, Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Pan della Lega e Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, che abbiamo visto collegato poco fa. Quindi si parlerà di Padova e delle sue zone calde con Antonio Sbordone, il questore della città di Padova. Infine parleremo di mutui, tassi alle stelle con Paolo Quaggetto, avvocato di diritto bancario. Quindi tanti i temi e tanti gli ospiti anche questa sera. A me non resta che ringraziarvi per averci seguito, ringraziare nuovamente Alberto Piovesan e Francesca Pezzo in regia e salutarvi dandovi appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera. Arrivederci.